Prego. Il perito che dovrà trascrivere le nuove conversazioni in No, italiano? soltanto la conversazione in lingua Sinti. Ah, in lingua Sinti. Vabbè, allora poi alla fine udienza farò... Grazie. Non riguarda, stiamo parlando dell'unica conversazione, quella all'interno dell'autovettura del procedimento a carico di Casa Monica Pasquale. Ho capito, grazie. Dovrebbe esserci il perito, perché mi aveva salutato stamattina, a meno che non abbia capito se si è allontanato. Sì, ha parlato con me per relazionarmi sull'incarico già ricevuto. Maresciallo, scusi, c'è il perito Vitagliano? Era venuto stamattina presto. Vitagliano, Berto Vitagliano. E lui non lo considero neanche. Allora, può intanto dire nome e cognome, perché l'abbiamo già generalizzato nel precedente incarico, quindi non c'è bisogno che ripete tutte le generalità. Basta nome e cognome per la trascrizione. Sì, mi chiamo Berto Vitagliano. Ok, perfetto. In atti già generalizzato. Sì, nato a Gibellina, Trapani, il 2/11/66. Senta, si tratterebbe di acquisire l'incarico per la trascrizione di un'ulteriore conversazione in lingua Sinti. Quindi sì. Lei sempre già aveva dichiarato che non era in alcuna situazione di incompatibilità, quindi mi conferma questa circostanza. Se vuole pronunciare la formula di rito, così... È consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nell'adempimento del mio incarico. Mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali. Questo pubblico ministero, scusi, per quanto riguarda l'incarico che stiamo conferendo ora, che riguarda il procedimento 6147/17, quindi il supporto è nella disponibilità del pubblico ministero, giusto? Ok. Quindi allora il Tribunale quindi conferisce al perito il seguente quesito, provvede il perito, acquisito il supporto informatico da parte del pubblico ministero, dall'ufficio del pubblico ministero, alla integrale e fedele trascrizione del contenuto della conversazione ambientale di cui al RIT 1889/17 progressivi 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. In tutto, ovvero in parte, in lingua Sinti. Procede altresì ad indicare ogni elemento utile alla identificazione dei conversanti. Che termine ci chiede? Sì, sarei orientato su 40 giorni, signor Presidente. Vabbè, 40 giorni, quindi chiede termini di giorni 40 e il Tribunale concede il termine richiesto con decorrenza dall'inizio delle operazioni peritali. Quindi poi il perito chiede di essere autorizzato a
ad estrarre copia degli atti del fascicolo dibattimentale, all'acquisizione dei relativi supporti, e il Tribunale autorizza quanto richiesto. Il Tribunale autorizza altresì il perito all'eventuale uso dei brogliacci al solo fine di acquisire e di inserire nel titolo della trascrizione i dati tecnici delle conversazioni e i nominativi dei conversanti. Dovrebbe indicarci un termine, cioè un giorno per l'inizio delle sue operazioni peritali? Sì, lunedì prossimo. Lunedì 25 maggio 2020 alle ore? Alle ore 10. Alle ore 10 presso... Sì, se è possibile presso la segreteria per acquisire i reperti magnetici. Ok, però quindi quello è presso l'ufficio del pubblico ministero, perché noi sono custoditi dal pubblico ministero i reperti magnetici, quindi presso l'ufficio del pubblico ministero? Sì. Per l'acquisizione dei file, Sì, praticamente. esatto. Il pubblico ministero è in grado il 25 maggio di poter consegnare i file al perito? Sì, ok. Quindi presso l'ufficio del pubblico ministero, che non so se vuole dare delle indicazioni più precise. Sì, Presidente, credo che siano proprio fisicamente nella mia segreteria in questo momento. Quindi presso la segreteria del pubblico ministero, Palazzo... Palazzina C, terzo piano, stanza 356. Ok. 356. Va bene. A posto. Va bene, signor Presidente, sì. Grazie. Va bene. Va bene? Grazie della Prego, pazienza, scusa anche di aspettare. Allora, la parola all'Avvocato Naso. Grazie Presidente, ma in realtà la questione è nota al Tribunale, quindi io volevo solo chiedere al Tribunale se è possibile verificare qual è la situazione attuale del carcere di Voghera, perché la scorsa udienza, se non ho capito male, non era stato portato il detenuto perché in isolamento. No, risulta. Oggi è presente, sì. chiedo scusa, poi Sì, oggi prego. è presente, ma da documentazione che è in mio possesso, perché è relativa ad un altro assistito che nulla ha a che fare con questo procedimento, Sì. però si dà atto una comunicazione ufficiale del carcere che vi è un'intera sezione che si trova in stato di quarantena precauzionale fino al 22 maggio per un caso accertato di Covid-19. Sì, è la stessa notizia che ci hanno dato all'udienza scorsa. Ma l'udienza scorsa Casamonica Guerrino ha partecipato all'udienza, avvocato, era presente? Era presente? Sì, sì, era presente. Allora forse è arrivato in un secondo momento, perché inizialmente noi poi abbiamo rinviato il procedimento e lui non c'era. No, c'era, lui era all'inizio o non era cioè funziona così sostanzialmente quello che abbiamo potuto accertare. Ah no, scusi, ha ragione. Mi correggo, intendevo quella precedente. Esatto, quella in non occorso. No, non c'era, sì, non c'era, nel senso che quello che c'è stato, che abbiamo capito dalle interlocuzioni anche precedenti all'udienza scorsa, perché la questione si è posta fin dalla prima udienza che abbiamo fatto, sì. ok? E che peraltro è una situazione che era successa anche precedentemente, solo che noi non abbiamo fatto udienza e il problema quindi non si è posto rispetto all'udienza. Sì. Che diciamo all'interno delle carceri, quando viene accertato un caso di infezione, viene messa in isolamento l'intera sezione a cui apparteneva la persona, ovviamente che viene accertata come positiva, viene poi trattata diciamo a seconda dei casi, no? A seconda delle sintomatologie, perché come lei sa uno può essere positivo e non avere nessun sintomo e viceversa, quindi viene isolato. L'intera sezione però è considerata in isolamento sanitario, perché chiaramente non si sa se potrebbe aver contratto, diciamo così, il virus dal contatto con la persona unica che è risultata positiva. Questa situazione nel carcere di Voghera diciamo, si è verificata, da quel che mi consta, che ci consta alla luce delle precedenti istanze e delle precedenti acquisizioni di relazioni sanitarie e quant'altro, come diciamo relativamente alla sezione del nostro imputato, come
avvenuto 3 volte, quindi questo è il terzo isolamento fiduciario. Quando c'è un isolamento sanitario, il direttore sanitario dice che quello va in isolamento, quindi la procedura interna del carcere, così come regolamentata alla luce di queste emergenze che sono nuove per tutti e anche per loro come per noi, prevedono che se il detenuto debba partecipare ad un'udienza e voglia parteciparvi, perché è il detenuto in sé che può essere pericoloso per gli altri, no? Non è il fatto che venire in udienza crea qualche problema al detenuto, è previsto che venga in udienza, come è venuto infatti Guerino, con una serie di dispositivi, diciamo, di isolamento fisico, quali le guanti, i calzari e quant'altro, la visiera, e così è venuto la volta scorsa. L'ultima udienza non ho disposto, diciamo, come ho fatto invece nell'udienza precedente, come ho fatto per l'udienza di oggi, che venisse portato in udienza con l'osservanza di queste regole, semplicemente perché comunque rinviavamo l'udienza, non aveva senso, insomma, farlo scomodare lui e la sezione e la penitenziaria per, diciamo, un'udienza che comunque veniva rinviata. Tra l'altro, vi ricordate, c'era anche il mancato collegamento con Lecce, insomma si sono verificate una serie di problematiche, quindi non è che non era venuto perché era in condizioni diverse da oggi. Questo io non lo so, però siccome ricordavo che appunto che non era venuto in quanto l'ispettore aveva riferito che era in una situazione di isolamento, volevo capire quale fosse la situazione attuale. Per quel che ci costa era la stessa situazione, poi tra l'altro io insomma il Tribunale ha disposto che vengano mandate le relazioni sanitarie aggiornate periodiche, quindi se ci sono delle emergenze nuove e diverse, diciamo, perlomeno finora le relazioni stanno arrivando, quindi evidentemente, insomma, quando non sono arrivate o sono arrivate incomplete e insoddisfacenti, noi le abbiamo nuovamente sollecitate, come è stato per il caso della detenuta che non aveva fatto l'esame, insomma. Questa è la situazione. Quindi poi se ci sono questioni più specifiche, però ecco, allo stato dell'arte quello che ci consta è questo, non abbiamo evidenze diverse. D'accordo? Va bene, possiamo fare entrare il test, lo Iacono? Angela, scusi, questa è... ah no, mi serve ancora la Radinella, scusi, per l'ultimo conferimento elencare la Radinella. Poi se si accorge, Angela. Ah, il computer. Buongiorno. Buongiorno, eccoci. Allora, dica il nome e cognome per la registrazione. Saverio Lo Iacono. Quindi in atti già generalizzato, quindi lei prosegue nell'esame con l'impegno di dire la verità. Prego, pubblico ministero. Grazie Presidente. Capitano, buongiorno. Buongiorno. Senta, prima di passare alla, diciamo, da un punto di vista logico, il prossimo capo di imputazione che dovremmo trattare dovrebbe essere il capo W, usura ai danni di Fazzari e Ranieri. Però, sì. Rileggendo la trascrizione della precedente udienza, io vorrei invece riprendere la vicenda, il capo R, che riguarda Vitale Cristiano, perché rileggendo la trascrizione e le sue dichiarazioni in merito a quello che è accaduto nel pomeriggio del 29 settembre 2016, c'è qualcosa che non mi quadra e vorrei chiarire meglio. Ma per comprendere la vicenda, facciamo una premessa, le faccio una domanda. Allora, la prima domanda è questa. In sintesi, lei in parte ha già riferito. Vorrei sapere se nei giorni e nei mesi antecedenti al 29 settembre del 2016, da evidenze in atti, risulta che i Casamonica, in particolare diciamo la parte Casamonica Consiglio, Casamonica Luciano, fossero stati notiziati
e se sì da chi, in merito all'esistenza di indagini in corso, con particolare riferimento alla vicenda Baldini, Migliarini, Corsi Zeffirelli. Sì. Allora, come avevo detto l'altra volta, già dalla prima escussione di Baldini del 1° dicembre 2015, 1° dicembre 2015, quando Baldini, prima di venire in ufficio, aveva un contatto con Migliarini Enrico, e dalla conversazione che ho indicato l'altra volta, e faccio riferimento alla progressiva 4318 del RIT 8263-2015 del 1° dicembre, Baldini parla con Migliarini e dice: sono sul treno, sto andando dai Carabinieri di Frascati, e Migliarini dice: ah, per quella questione, e Baldini dice sì. Proseguendo, abbiamo detto l'altra volta che è stato escusso Corsi Zeffirelli, Bacchielli, Luciano. Quando? Il 29/4 del 2016. Sì. Abbiamo già detto che al termine dell'escussione Corsi Zeffirelli ha intrattenuto conversazioni dirette sia con il Migliarini Enrico sia con Casamonica Consiglio, e con il quale poi si è visto di persona per parlare di persona, perché aveva evidenziato che forse sospettava di essere intercettato, e prima di andare a parlare con Consiglio si era visto anche di persona con lo stesso Migliarini. Andando avanti, c'è stata poi l'escussione di Capriotti Katia del 16 maggio del 2016. Cioè della moglie di Migliarini. La moglie di Migliarini. Subito dopo l'escussione, Migliarini e Casamonica Consiglio si sono sentiti. Faccio riferimento alla progressiva 504 del RIT 2527 del 2016, questa conversazione alle 14:16. Migliarini in questa conversazione definisce un incontro di persona con Casamonica Consiglio. Vorrei leggerla testualmente, se... Prego. Migliarini si trovava al centro di revisioni, risponde, Casamonica dice: buongiorno, Migliarini, chi è? Consiglio, Migliarini, oh, Consiglio, ce l'hai sempre spento, pensavo che avevi cambiato numero. Migliarini, e Casamonica Consiglio dice: lo so. Migliarini dice: poi ti devo dire due cose. E Consiglio dice: lo so, quando ci vediamo che devo dirti una cosa. Migliarini: alle 7 ci vediamo, puntuali a coso, alla SNAI. E Consiglio dice: va bene, ciao, si salutano. Poi c'è anche la questione della convocazione del settembre del 2016, ma prima di questa ci sono anche poi le conversazioni tra Casamonica Consiglio e Capriotti Katia dell'8 gennaio del 2016, dove ovviamente come abbiamo spiegato l'altra volta, Consiglio cercava di evitare di parlare al telefono, e la Capriotti ha detto vabbè, ma... Ok, però restiamo in ordine cronologico, quindi lei dice a dicembre viene sentito Baldini, e da cosa si sa? Istruttoria nella primavera del 2016, c'è
viene notiziato Casa Monica Consiglio. Sì. Ci spiega adesso in sintesi e poi andiamo e le faccio domande precise su quello che insomma diciamo non mi torna, vorrei una precisazione. Cosa succede a settembre? A settembre abbiamo la convocazione in procura. Che era per il 28, ha detto lei l'altra volta, 28 settembre. Sì. E viene notificata, ha detto l'altra volta, il 26. Sì. Ecco, la notifica, può ripetere, però mi interessa per introdurre poi altre domande, le notifiche di queste citazioni destano fibrillazione o vengono recepite in maniera neutra? Sì, abbiamo già detto la volta scorsa che comunque c'è stata una serie di attivazioni di conversazioni telefoniche. Capriotti Katia che ha parlato col marito, il quale poi il marito ha definito un incontro con Casa Monica Consiglio. Casa Monica Consiglio che poi parlava con Corsi Zeffirelli, Bacchielli, Luciano, che nel frattempo gli era stata fatta la notifica. Sì. Casa Monica Consiglio che poi tenta di mettersi in contatto con Miglierini Enrico. Il Corsi che poi parla direttamente con Miglierini Enrico. Senta, lei l'altra volta ha detto che il 28 settembre del 2016 in procura vengono sentiti Miglierini Enrico, Capriotti Katia, Baldini Marco e Corsi Zeffirelli, Bacchielli, Luciano. Sì. Lei ricorda più o meno a che ora sono terminati questi atti? Ma in tarda serata. In tarda serata. Vorrei sapere, le risulta che già quel giorno Casa Monica Consiglio, che lei ha detto già era stato notiziato giorni prima, abbia cercato di mettersi in contatto con qualcuno per sapere come fosse andata? Sì. Allora, relativamente a Baldini Marco, che è stato il primo ad essere escusso, prima della notifica i contatti tra Casa Monica Consiglio e Baldini Marco erano stati censiti. Dopo la notifica a Baldini Marco, Baldini non aveva più risposto a Casa Monica Consiglio e ho citato una serie di progressive costituite da chiamate non risposte o tentativi di chiamata. Abbiamo detto che poi dopo Baldini Marco c'è stata discussione di Capriotti Katia, poi c'è stata la discussione di Miglierini Enrico, e poi a seguire Di Corsi Zeffirelli, Bacchielli, Luciano. Sì. Ha detto lei. Ok. Quindi insomma quel giorno ci sono questi tentativi, ma Consiglio non riesce a mettersi in contatto con nessuna di queste persone, conferma? Sì. Ecco, e allora adesso andiamo alla domanda. Lei l'altra volta ha dichiarato, le leggo questa dichiarazione che ha reso lei, la prendo dal verbale di trascrizione. Che pagina pubblico ministero? Presidente, l'ho estrapolata, se vuole faccio una ricerca, se mi dà un secondo la trovo, è un appunto mio che ho estrapolato, ma ce la faccio. Un attimo. Comunque troppo lento. Non mi consente, non mi consente di andare velocemente, di chiuderli. Proprio è possibile. Ecco, la pagina è da pagina 23 in poi. 23? Sì.
L'udienza è quella del 14 maggio. Lei ha già detto, capitano, se lo può rispiegare, se lo può rispiegare, che Migliarini Enrico e Casamonica Consiglio avevano concordato un lessico convenzionale per parlare di questa vicenda. Se può di nuovo dire qual era la terminologia convenuta e come facciamo noi a dire con certezza che è così e che non si tratta di una nostra deduzione? Allora, perché faccio riferimento alla conversazione di cui al progressivo 886 del RIT 5414-2016, in cui Casamonica Consiglio cerca Migliarini e dice che sta cercando di mettersi in contatto, chiama lì al centro Rosoloni e cerca di mettersi in contatto con Enrico, perché testualmente dice: io devo andare da un dottore, che mi doveva mandare un dottore che è per lui, per i ragazzini, e poi prosegue, dice l'oculista per i bambini. Poi è questa conversazione del 28. Il 29, diciamo la data sempre precisa, questa conversazione che ho appena indicato, la 886 del RIT 5414-2016, è del 28 settembre del 2016. Okay. Il giorno dopo, cioè il giorno dell'escussione, è il 29, quindi il giorno dopo l'escussione, il 29 settembre del 2016, sì. Alle 13:33 c'è un'altra conversazione tra Migliarini Enrico e Casamonica Consiglio. Faccio riferimento alla progressiva 1034 del RIT 5414 del 2016. E questa è una conversazione telefonica? Questa è una conversazione telefonica, okay. Dove anche in questo caso si fa riferimento a questa visita per i bambini di Consiglio. Questa conversazione viene veicolata mentre Migliarini si trovava a bordo della sua auto monitorata. Cioè Migliarini riceve quella telefonata che noi abbiamo intercettato come telefonica mentre è all'interno della macchina in cui c'è l'ambientale. Sì. Quindi la registriamo sia in ambientale, quantomeno per i Migliarini, sia come telefonica. Sì. Ok. In questa conversazione Casamonica Consiglio e Migliarini Enrico, Migliarini dice: io sto in ufficio, Consiglio gli dice: va bene, a che ora stai giù? Scusi, Migliarini, ma il progressivo di questa come la troviamo? La progressiva 1034 del RIT 5414 del 2016. Sì, aspetti un attimo, capitano, perché poi dopo arriviamo a commentare questa, che poi era proprio la domanda che le volevo fare. Però innanzitutto vorrei capire, in questa telefonata 1034, lei lo ha già detto nell'altra udienza, si fa riferimento nuovamente a questi problemi dei figli di Casamonica Consiglio. Ok, poi la telefonata finisce. Sì. Ok. Possiamo dire, sulla base di commenti intercettati in ambientale subito dopo, che quel riferimento ai problemi degli occhi o comunque di salute dei figli di Consiglio fossero un lessico convenzionale? Sì, certamente, perché lo dice lui stesso, Migliarini, lo dice la Capriotti in macchina, la moglie, alle contestazioni della moglie che dice che doveva comunque allontanare Casamonica Consiglio, Migliarini Enrico dice testualmente: allora, se io gli dicevo che quelli a me mi fanno pressione tutte ste, e poi c'è un tratto incomprensibile, allora io ho fatto finta che quello mi chiede le cose del dottore, gliel'ho detto, capito? Che dovevo fare? Che devo fare? Ok. Allora, adesso le faccio la domanda che le volevo fare 10 minuti fa. Leggendo la dichiarazione che ha reso lei nell'altra udienza, lei questo progressivo 1034 lo commenta così: Consiglio per vedere per quel dottore, Migliarini per quella degli occhi e passo dopo, ora sto in tribunale. Per cui da questa conversazione
cioè per come l'ha commentata lei, anche se poi le possiamo leggere la perizia, sembra che Migliarini dica passo dopo, quindi lui va da Casamonica. Però leggendo la trascrizione della conversazione, a me sembra diversa. Adesso la può rileggere e spiegare con calma? Allora, Chiedo scusa, Presidente, Possiamo prendere direttamente se non ho questo. capito male, ma il pubblico ministero sta chiedendo una nuova lettura di quella intercettazione? Una nuova interpretazione? Cioè, No, come come ha indicato lui, ce la leggeremo nella trascrizione della perizia. No, io sto Però chiedendo una chiedere un altro- precisazione. La precisazione di cosa? Dell'interpretazione che ha dato lui di quella No, non è conversazione? l'interpretazione, ha dato una lettura vabbè, che risulta lettura. non conforme. Io ho tutto il diritto di chiedere una precisazione. Ma risulta non conforme a cosa? Alla trascrizione dell'intercettazione, se uno se la legge. Prego, E capitano. allora facciamogli leggere quella. sì, sto rileggendo quella, adesso ho messo gli No, occhiali. perché non ho capito se ha sbagliato il Chiedo scusa, trascrittore o ha sbagliato lei l'altra No, volta. ho sbagliato io a leggere. Allora, la conversazione è la 1034 del Prendiamo, RIT anch'io ci sto 54 arrivando, 14 2016, ore 13:33 del 29 settembre 2016. Migliarini Enrico, buongiorno. Simo, sto in tribunale. Passa più tardi, sto in tribunale. Casamonica Consiglio, no, per vedere per quel dottore. Migliarini Enrico, per quelli degli occhi? Passa dopo, ora sto in tribunale. Consiglio, va bene, perché ho un altro problema pure con l'ortopedico. Migliarini, sto in tribunale, passa dalle 5, però ti devi e poi interrompe. Concludono la conversazione. Casamonica Consiglio, va bene, a che ora stai giù? Migliarini dice, io sto in ufficio verso che ne so, quando finisco qua, verso le 5. Aspetti, non hai detto l'ultima cosa che è importante. Cosa risponde Casamonica Consiglio? Ok, va bene. Casamonica Consiglio dice va bene, mi fai uno squillo. Ok. Migliarini Enrico dice ciao. Casamonica Consiglio ok. Migliarini Enrico va bene, Ok. ciao. Quindi il discorso è quando arrivi in ufficio fammi uno squillo. Sì, Quindi non è Migliarini che dice passo, dice passa. Sì, no, quando arrivo in Migliarini dice ufficio ti passa. faccio. Ok. L'ufficio di Migliarini qual è? è la sede dell'Auto M, A quanto dista da Porta Furba? ma poche centinaia di metri. Cioè ci si può andare anche a piedi? Sì, Ok. Quindi questo è l'appuntamento, diciamo, verso le 5 sono in ufficio, quando arrivo in ufficio ti faccio uno squillo e passi. Poi lei ha detto la telefonata l'altra volta delle 17:42. sì. Alle 17:42 Consiglio chiama sempre a Migliarini per il tramite dell'utenza attestata all'Auto M. Faccio riferimento alla progressiva 1075 RIT 5414 del 2016 delle ore 17:42 del 29 settembre del 2016. Risponde tale Sabina, Centro Revisioni, buonasera. Casamonica Consiglio, buonasera Sabì, che ci sta Enrico? Sabina, sì eccolo, gli dico di venì, girandosi, rivolgendosi verosimilmente a Migliarini Enrico, poi prosegue, dice Simone, Consiglio, interviene la telefonata, Sabina, sta lavorando, ha detto se vuoi vieni giù. Casamonica Consiglio, va bene. Sabina, ciao. Quindi gli dice, se vuoi, alle 17:42 gli fa sapere, sto in ufficio, se vuoi vieni. E Sì. il Consiglio dice, va bene. Sì, Ok. Lei ha detto che ci sono poche centinaia di metri fra la casa di Consiglio e l'Auto M. sì. Poi lei l'altra volta ha detto alle 18:43, quindi dopo un'ora è intercettata la conversazione fra Casamonica Consiglio e Vitale Cristiano. Lei Sì. ha detto l'altra volta, Faccio riferimento alla progressiva 1084 del RIT 5414 del 2016. 2054? 5414 del 2016. Ok, sempre la stessa. E lei ha già detto l'altra volta, vorrei sapere se lo conferma, che in questa conversazione sostanzialmente prendono appuntamento per vedersi Consiglio e Vitale Cristiano
per parlare dei problemi dell'oculista dei figli di consiglio. Sì. Conferma? Ok. Perché no, le chiedo queste precisazioni, perché l'altra volta poi anch'io l'ho indotta in errore, perché lei aveva detto prendo un appuntamento per vedersi alle 17, siccome lei faceva riferimento alla telefonata alle 17:42, io le ho detto forse alle 7, alle 19, lei ha detto ah sì, in realtà per come ha spiegato oggi invece l'appuntamento era alle 17, però poi lo squillo Migliarini non lo fa e viene chiamato alle 17:42. Sì. Ok, va bene, questa vicenda per me ormai è chiara. Andiamo avanti. Allora, stavamo dicendo usura ai danni di Fazzari Massimiliano e Reneno e Capo W. Questa è una vicenda che si basa quasi esclusivamente su prova dichiarativa, ovviamente lei non può riferire. Le chiedo solo se avete seguito dei riscontri come accertamenti bancari su conti correnti intestati a Noemi Ranieri. Pubblico Ministero, volevo un attimo per questi capi che abbiamo terminato di discutere, volevo far presente che durante il 17 luglio del 2018, durante l'esecuzione della prima misura cautelare, a casa di Casamonica Consiglio abbiamo sequestrato 3 scritture private, dichiarazioni di vendita, in cui Corsi Zeffirelli Bacchielli Luciano dichiarava di aver ceduto 3 distinti orologi. Sono un orologio marca Breguet oro, un orologio marca Cartier Santos 100 acciaio e un orologio, una marca francese, chiedo scusa per la pronuncia, Le Colt Master Compressor. Sono tutte dichiarazioni sottoscritte da Corsi Zeffirelli Bacchielli Luciano, sono senza data. Di questi 3 orologi che sono indicati, uno poi è stato sequestrato, è stato rinvenuto e sequestrato, e faccio riferimento al Santos, al Cartier che prima dicevo, che nella dichiarazione di vendita c'è anche il numero di matricola e coincide con quello che è stato sequestrato. Tutti questi beni sono stati valutati da degli esperti di settore. Per questo orologio, che è stato indicato come un aftermarket, cioè nel senso uno modificato successivamente rispetto all'originale, il valore dell'orologio senza i successivi interventi di inserimento di pietre preziose è stato indicato il valore di 7.200 euro. Sempre con riferimento alla perquisizione a casa di Casamonica Consiglio, abbiamo anche rinvenuto e sequestrato una busta paga di Migliarini Enrico del giugno 2012, copia di una busta paga, nonché copia di un certificato di attribuzione del codice fiscale di Migliarini Enrico. Ok. Ne chiedo l'acquisizione, Presidente, tutta questa documentazione. Sì, va bene, adesso vediamo. Stavo cercando di seguire l'accesso su OneDrive. Vuole fare questa produzione? Presidente, sì. Vabbè, facciamo vedere però le parti, non so. Sono le 3 dichiarazioni di vendita che ha accennato il testo, le conoscete? Le dovete vedere? Sì, è documentazione sequestrata il 17 luglio del 2018 e nel fascicolo del Pubblico Ministero da quella data.
Quindi le volete vedere? Sono le Sì. 3 dichiarazioni di vendita. No, io volevo solo capire chi siano gli esperti del settore che hanno fatto queste valutazioni. Vabbè, questo poi avvocato se lo appunti lo chiederà dopo. E poi invece abbiamo il certificato di attribuzione del codice fiscale di Migliarini Enrico e la busta paga di Migliarini Enrico dell'auto MSRL. Non so se queste le volete vedere. Lo stavo cercando ma non si possono seguire. Non si... Non ho con me il verbale di sequestro dell'orologio. Su questi documenti? Ci sono osservazioni? Magari conviene formalizzarle alla fine o all'inizio delle audizioni, perché sennò... Va bene, Presidente, formalizzo dopo insieme ad altre richieste. A fine Va bene, udienza allora andiamo formalizzo anche avanti. questo. Andiamo avanti. Allora, Capitano, se abbiamo finito su questa vicenda, andiamo alla domanda che le avevo fatto sugli accertamenti bancari sul conto di Ranieri Noemi. Sì. Dagli accertamenti eseguiti sul conto corrente numero 10-21-06-653 intestato a Ranieri Noemi ed acceso presso la filiale Unicredit di Roma San Paolo, risulta un bonifico di 5.015 euro in entrata con causale bonifico da Cogetec SPA per una vincita jackpot super slot. Quale conto è? Ha detto l'agenzia? Agenzia 36040 di Roma, via Leonardo da Vinci. Viale Leonardo da Vinci. Ok. Allora, andiamo alle ipotesi che non siamo riusciti a ricostruire come usura, perché non siamo riusciti a ricostruire il tasso e sono contestate come esercizio abusivo del credito. Sì. Aspetti che... Capo X.
Capo X, Questo Maurizio. Questo episodio c'è un riscontro nelle dichiarazioni di Cerrioni Deborah. Sulla base delle dichiarazioni individualizzanti, la Polizia Giudiziaria ha identificato la persona in viola Maurizio, titolare dell'osteria Pizzeria da Maurizio, con sede legale ed operativa in Roma, via dell'Arco di Travertino, numero 4246, che si trova in effetti di fronte ad una sala giochi Extra Ball. Dal 23 marzo del 2011 questa attività ha cambiato denominazione in Risto Qui. In? Risto Qui. Risto Qui. Viola Maurizio risiede in Roma, via Tuscolana 670, quindi a pochi metri da Porta Furba, e ricopre la carica di amministratore unico della Risto Qui, che sarebbe una società costituita al 33% di quote ciascuno da Viola Maurizio, Cantalupo Claudio e Mancini Maria Antonietta. Viola Maurizio è stato anche escusso dalla Polizia Giudiziaria il 26 maggio del 2016. Ok. Senta, capitano, andiamo... Sul punto ci sono delle dichiarazioni rese da Frittella Pamela in sede di interrogatorio di garanzia all'atto dell'esecuzione della misura cautelare Gramigna. Va bene, tanto poi la Frittella gli statesti, Viola Maurizio pure, sentiremo. Senta, andiamo adesso alla vicenda riguardante l'usura contestata ai danni di Bartolomeo Cataldo e di Bartolomeo Luca. Sono capi Y e in parte capi CC, e poi con riferimento ai di Bartolomeo capi DD e EE. Quindi aspetti, ricapitoliamo. Capo Sì, le spiego, Y, il capo sì. Y è l'usura, Sì. capo CC è l'esercizio abusivo del credito, Sì. poi i di Bartolomeo sono stati sentiti a SIT e Sì. hanno reso dichiarazioni secondo noi false, sono stati iscritti per favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolare il clan Casamonica, sono imputati in questo procedimento ai capi DD ed EE. Sì, sì, eccoli. Come si trova così? Esercizio abusivo, sì, scusi, è stato un lapsus. No. Sì, è che io davo per scontato che era usura, scusi. Ok, capitano, innanzitutto vorrei sapere, ma questi di Bartolomeo, come sono, per quale motivo le attenzioni investigative si sono indirizzate anche sui di Bartolomeo, partendo da dove? Questo è un episodio che ci sono dichiarazioni individualizzanti rese da Cerrioni Deborah, e in questo caso si fa riferimento a tale Baffo. Sì, ovviamente lei sulle dichiarazioni della Cerrioni non riferisce, vorrei solo sapere, si parte dalle dichiarazioni della Cerrioni? Sì. Ok. Allora, ci dice che tipo di accertamenti avete compiuto con riferimento a queste ipotesi di reato? Sì. Innanzitutto i di Bartolomeo sono entrati nel flusso delle intercettazioni attraverso un'utenza telefonica, la numero 334 92 81 678, intestata alla ditta individuale di Bartolomeo Luca. Da qui
siamo giunti anche all'identificazione dell'esatta generalità del padre di Bartolomeo Cataldo, detto Baffo. Di Bartolomeo Luca, all'epoca dei fatti, risultava residente in Guidonia e Montecelio, via Svetonio numero 42A, ma la precedente residenza era quella con il padre in via Genzano 195, piano secondo, interno 2. Su questo indirizzo c'è uno degli elementi individualizzanti di riscontro da parte della Cerreoni. La ditta individuale di Bartolomeo Luca era riconducibile ad un'attività di commercio all'ingrosso di carta da macero. Perché diciamo il soprannome di Bartolomeo Cataldo è Baffo? Perché lui stesso in una conversazione si autodefinisce Baffo. In effetti ce ne sono un paio. Ce ne indica una? Ce ne sta la progressiva 14539 del RIT 8693 del 2015, intercorsa con Casamonica Guerrino, detto Chicco, il 4 marzo del 2016. Di Bartolomeo Cataldo si identifica so io, so Baffo. Mi sono permesso di stampare la foto di Bartolomeo Cataldo, che abbiamo estrapolato dalla sua patente di guida, che è stata poi utilizzata in fascicoli fotografici. Sì, ce la fa vedere. Sì, si vede da qua. Vabbè. Poi ne chiederemo l'acquisizione all'esito. Senta, vabbè, quindi lei ha spiegato, la Cerreoni parla di queste persone e voi siete riusciti a identificarle e ha spiegato come. A questo punto che tipo di accertamenti avete seguito? Ci sono delle intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, da cui sono emerse è emersa una posizione debitoria dei Di Cataldo, Dei Di Bartolomeo, verso Casamonica Massimiliano e verso Casamonica Guerrino. All'epoca, faccio riferimento ai decreti di intercettazione, Casamonica Massimiliano era intercettato attraverso il RIT 7150 del 2015, mentre il nipote Casamonica Guerrino, detto Chicco, figlio di Giuseppe, detto Bitalo, era intercettato con il RIT 8693 2015. Oltre ad essere Casamonica Guerrino intercettato in forma ambientale con il RIT 8802 2015, che era l'autovettura che lui utilizzava. Sono emersi contatti con cadenza mensile ed incontri poi in cui è stata certificata la consegna di denaro. Partiamo dal mese di dicembre del 2015. Un primo incontro è stato documentato il 19 dicembre del 2015 a seguito di due contatti telefonici tra Di Bartolomeo Cataldo e Casamonica Guerrino. Faccio riferimento alle progressive 507 e 780 del RIT 8693 del 2015. In particolare, nel RIT 507, nel progressivo 507,
nel fissare l'appuntamento Cataldo diceva espressamente a Guerrino: tu vieni per conto tuo. Lo stesso giorno, cioè il 19 dicembre del 2015, Di Bartolomeo Cataldo aveva avuto un contatto anche con Casamonica Massimiliano. Faccio riferimento alla progressiva 8881 del RIT 7150 del 2015. 71-50? Sì. Testualmente, Cataldo, cito il tratto diciamo più di interesse: meno male, senti, dice a Massimiliano, io tra una mezz'oretta mi devo vedere con Chicco. Casamonica Massimiliano: e vabbè, va bene, dai, è uguale. Di Bartolomeo: ti mando a quello che ti ho detto, Casamonica Massimiliano: va benissimo, dai, ciao, va. In questa conversazione emerge anche, diciamo, un rapporto di amicizia tra i Di Bartolomeo, in questo caso Cataldo, e la famiglia Casamonica. Tant'è che Baffo, prima di chiudere la conversazione, diceva a Massimiliano che voleva andare a trovarli lì a Portafurba perché voleva dare gli auguri a tuo padre, al padre di Luciano e Simone. A distanza di poco più di un mese, il 26 gennaio del 2016, Guerrino, Casamonica Guerrino detto Chicco, contattava di nuovo l'utenza di Bartolomeo. Faccio riferimento alla progressiva 7105 del RIT 8693 del 2015. E in questa conversazione Di Bartolomeo, senza avere, diciamo, chiarimenti dalla telefonata, dice: niente sto mese, zompa tutto. Guerrino dice: vabbè, quando vogliamo vederci per un caffè? Va? Per un caffè? Di Bartolomeo: devo chiamare io Chicco. Guerrino: almeno un caffè per chiacchierare. Cataldo: ti chiamo io, dai, appena un po' di tempo ti chiamo io. Andiamo a febbraio. Dai primi di febbraio del 2016, cioè dall'8 precisamente, con vari messaggi di testo, Casamonica Guerrino cercava di incontrarsi con Di Bartolomeo Cataldo, che però non rispondeva neanche a due chiamate che gli aveva fatto Guerrino il seguente 15 febbraio del 2016. I messaggi a cui faccio riferimento, che Guerrino invia a Cataldo, sono la progressiva 9897, questi sono messaggi tutti del RIT 8693 2015, perché era il telefono intercettato di Guerrino, e quindi sono la progressiva 9897 dell'8 febbraio, testualmente: buongiorno, inviata all'utenza di Di Bartolomeo. Testualmente: buongiorno, il 22 febbraio è il mio compleanno, mi fa il regalo. Progressiva 10162 del 10 febbraio del 2016: buongiorno, ci possiamo prendere un caffè? Questo che progressivo è? Chiedo scusa, Presidente. Questo secondo che progressivo è? 10162, 10.162. Ah, 10.000.
Poi c'è la progressiva, un altro messaggio di testo, progressiva 11.164 del 15 febbraio del 2016, testualmente: "So Chicco, bah, ci possiamo vedere? Ti devo chiedere una cortesia, grazie." Non avendo risposta il 15, come avevo detto prima, Chicco prova anche a chiamare all'utenza di Bartolomeo, che però non risponde. E sono le progressive, per due volte, sono le progressive 11.143 e 11.151, entrambe del RIT 8693 del 2015. Dal canto suo anche Casamonica Massimiliano dal 12 febbraio del 2016 iniziava a contattare il Di Bartolomeo, che in questo caso però rispondeva alla telefonata. Faccio riferimento alla progressiva 15894 del RIT 7150 del 2015. Anche in questo caso leggo il passaggio testuale. Casamonica Massimiliano a Cataldo: "Quando se prendemo un caffè insieme?" Cataldo: a fine mese." Massimiliano, ridendo: "No, per farsi una chiacchierata io e te. Domani vedremo, dai." Il 15 febbraio il Di Bartolomeo contatta Casamonica Guerrino. Faccio riferimento al RIT 8693 del 2015, la progressiva 11.165. Quando dice Di Bartolomeo stiamo parlando sempre di Cataldo. Progressiva 11.165. E anche a Guerrino Cataldo diceva che si sarebbero visti a fine mese, aggiungendo: "Ho capito, a Chicco, cazzi nostri, io ho capito perché mi stai a cercare, ma devi aspettare a fine mese, Chicco." Diceva anche che il giorno dopo, in questa conversazione, Cataldo diceva anche a Guerrino che l'indomani, cioè il 16 febbraio 2016, si sarebbe visto con suo zio, cioè con Casamonica Massimiliano. E diceva testualmente: "Chicco, sotto casa non devi venire, io domani mi devo vedere pure con tuo zio." E per tutta risposta Guerrino dice a Cataldo: "Ma no, se vedemo per cazzi nostri, bah, che cazzo?" Bah. Un troncamento linguistico che nel dialetto romanesco ben si addice alla parola baffo. Cioè è Guerrino che dice bah. Guerrino dice: "Ma no, se vediamo per cazzi nostri, bah, che cazzo?" E la risposta è: "Ho capito, Chicco, cazzi nostri, io ho capito perché mi stai a cercare, ma devi aspettare a fine mese, Chicco." Quindi effettivamente poi il giorno dopo, quindi il 16 febbraio 2016, sul RIT di Casamonica Massimiliano, quindi sul RIT 7150 del 2015, veniva capitata una comunicazione in entrata dall'utenza, quella in uso ai Di Bartolomeo. Questa volta però, faccio riferimento alla progressiva 16540, questa volta però non era la voce di Cataldo, ma era una voce più giovanile. Quindi questo è il RIT? Che poi successivamente è stata identificata con certezza per quella del figlio di Bartolomeo Luca, perché in una successiva conversazione Massimiliano lo chiama col nome di battesimo. E questo è il RIT quindi? Questo è sempre il RIT 7150, perché è una conversazione in entrata sul telefono di Casamonica Massimiliano.
In questa conversazione Luca con Casamonica Massimiliano definiscono un incontro, in questo caso finalizzato a prendersi un caffè. Può ripetere il numero del progressivo? 16450 Ok. del RIT 7150 del Quindi 2015. 16450. Aspetti perché aveva detto diverso. Vuoi ripetere un attimo, scusi? La progressiva è la 16450. 450 e 7150/15 il RIT? Sì. Ok. Mi raccomando, capitano, il numero dei progressivi, se no poi usciamo pazzi quando abbiamo già la trascrizione. Il 4 marzo 2016. del 2016, e questa è la conversazione che le dicevo, dove comunque in questo caso sempre questa voce giovanile della conversazione di prima poi si identifica come Luca, perché si dichiara come Luca. Quindi dicevo, il 4 marzo del 2016 Di Bartolomeo Luca contatta Casamonica Massimiliano. Faccio riferimento alla progressiva 18657 del RIT 7150 del 2015. Qui risponde Massimiliano: "Oh principà", Luca dice: "Ah Massi, fratellone mio, sono Luca". "Ah, bello Luca, che dici? Tutto a posto, tutto a posto". Luca: "Senti, la prossima settimana ci prendiamo il caffè sicuramente noi, eh?". "Va benissimo". "Va bene fratellone", dice Luca. E poi la conversazione prosegue che parlano, dice ci facciamo anche un pranzetto insieme, va bene. Che Luca dice: "Bravo, che invece di tutti sti caffè che mi hanno rotto le palle ci facciamo un bel pranzetto". Il 4 marzo, sempre il 4 marzo, questa conversazione che ho appena citato con Massimiliano è delle 12:19. A distanza di un paio d'ore, alle 15:03, è di Bartolomeo Cataldo questa volta, chiama anche Guerrino, Casamonica Guerrino. Faccio riferimento alla progressiva 14539 del RIT 8693 del 2015. Guerrino dice: "Chi è?". Cataldo dice: "Chicco". Guerrino: "Chi è?". E Cataldo dice: "So io, so Baffo, chi è?". "Ah, vabbè, tutto a posto". Cataldo anche in questo caso dice: la prossima settimana ci dobbiamo vedere noi, Questa che viene, bah, quella che viene sì, perché ho parlato pure con tuo zio". L'incontro si concretizzava alle 19:30 circa dell'11 marzo del 2016 in via dei Colli Albani di Roma, e ne abbiamo certezza perché è stato tracciato dal GPS del veicolo monitorato di Casamonica Guerrino, che ha utilizzato per definire l'incontro, per andare sul luogo dell'incontro. Prima di finire questo incontro c'era una serie di messaggi, di SMS, in cui Casamonica Guerrino sollecitava questo incontro, e faccio riferimento sono tutti del RIT 8693 del 2015, faccio riferimento alla progressiva 15485 dell'8 marzo del 2016. Guerrino verso Di Bartolomeo: "Ah bello mio, quando ci vediamo?". Risposta sempre a questo messaggio da parte di Di Bartolomeo con il progressivo 15489: "Ti chiamo io quando sono pronto". Guerrino, progressivo 15492: "Ok, ma gentilmente questa settimana, grazie".
incalza il 10 dopo 2 giorni, il 10 marzo, progressiva 15.729. Buongiorno, ma per domani ci vediamo? E in effetti poi il giorno dopo, l'11, c'è l'incontro. Una volta definito l'appuntamento diciamo, con Casamonica Guerrino, Cataldo avvisava anche Casamonica Massimiliano, e faccio riferimento alla progressiva 19.528 RIT 7150 2015. Questa conversazione è importante perché Di Bartolomeo Cataldo diceva a Massimiliano che gli avrebbe consegnato durante l'incontro 2 distinte quote, testualmente: ne mando 2 e 2, che poi, siccome l'incontro è avvenuto sul veicolo monitorato, abbiamo certezza che si tratti di 2.000 euro ciascuno, 2 quote da 2.000 euro. Questa conversazione è abbiamo detto, la progressiva 19.528. Scusi, questo no, non vorrei interromperla, però siccome ha fatto questa asserzione, il monitoraggio era all'interno dell'autovettura e quindi l'importo delle quote per quello che emerge dalla conversazione ambientale? Sì. Okay. Poi la leggiamo testualmente. Sì. La conversazione tra Di Bartolomeo Cataldo e Casamonica Massimiliano, quella dell'11 a cui ho fatto riferimento, la progressiva 19.528, Presidente, del RIT 7150. Cataldo dice: e niente, ti volevo dire che prima mi sono scordato, io verso le 7:30 mi vedo con tuo nipote. Casamonica Massimiliano: lo so, a posto, non ti preoccupare, va bene. No, dice Cataldo, ne mando 2 e 2, Massimiliano ridende, e fai 3-3. Massimiliano dice: dai, non ti preoccupare, ciao ciao. Veniamo all'ambientale dell'incontro dell'11. Faccio riferimento alla progressiva 1781 del RIT 8802 del 2015. I passaggi importanti. Di Bartolomeo Cataldo verso Guerrino: ho parlato con tuo zio pure. Guerrino: qui sono 2 e 2, 2 a te e 2 a lui, capito? Guerrino: sono 2.000 euro questi? Cataldo: so 4. Guerrino: Cataldo: 2 e 2, glieli devi dare tu, che gliel'ho detto io. Mi ha detto daglieli a lui e non ti preoccupare, capito? In questa conversazione emergevano anche le condizioni precarie, le condizioni economiche precarie in cui versavano i Di Bartolomeo. E sul finale emerge anche a quanto ammonta ancora il debito. Di Bartolomeo Cataldo: lo sai quanto ti devo dare adesso? Sì. Guerrino: quanto? Cataldo: te lo ricordi? Guerrino: quanto? Dimmi. Cataldo: tu ti devi ricordare, non io. Quant'era? Non mi ricordo quant'erano. Non voglio che va via con il dubbio, mi devi dire quanto ti devo dare ancora. So 11 meno questi, non te scordare, Chicco, a parte che ce li ho segnati. Aspetta un attimo. Il mese successivo... Aspetti, scusi un secondo. Ma è successivamente al passaggio dell'importo delle somme che venivano date in quel momento, vero? Sì.
dopo che comunque dice questi sono 4.000, 2.000 a te, 2.000 a tuo zio, poi durante il discorso si comprende come il Di Bartolomeo stessero in difficoltà economiche, e poi sul finale, prima di salutarsi, no, perché non trovo il Cataldo ricorda a Guerrino quanti soldi ancora gli doveva dare. Per il mese di aprile, anche in questo caso, già dal 30 di marzo del 2016, Guerrino inizia a messaggiare con il Di Cataldo. Con la progressiva 19628, questi sono sempre tutti del RIT 8693-2015, perché era il telefono, ripeto, monitorato all'epoca di Casamonica Guerrino. Quindi con la progressiva 19628 del 30 marzo 2016, Guerrino inviava questo messaggio di testo a Di Cataldo: buongiorno, ma quando ci vediamo? Non ottiene risposta. Il 4 di aprile del 2016 Guerrino manda un altro messaggio, è il progressivo 20973. Buonasera, quando ci prendiamo un caffè mi fai sapere, grazie. Poi subito dopo gli mando un altro messaggio col progressivo 21029 dicendo: so Guerrino, bah. Non ottenendo nessuna risposta, il giorno seguente, il 5 aprile del 2016, Guerrino chiamava sull'utenza dei Di Bartolomeo. Faccio riferimento alla progressiva 21125 delle ore 13.02 del RIT 8693-2015. Questa volta era Luca che rispondeva al telefono. Guerrino diceva a Luca quando si sarebbero potuti incontrare, e Luca rimandava alla settimana seguente, evidenziando che si erano visti da poco tempo. Effettivamente l'11 marzo si erano già visti. Casamonica Guerrino insisteva per vedersi, per prendere il solito caffè, e Luca a questa insistenza, bisogna ascoltarla, con tono preoccupato chiede perché di questo incontro, dicendo che si sarebbero visti il venerdì della settimana seguente, cioè il 15 aprile del 2016. Perché non ce la facciamo, dice testualmente, questa settimana non ce la facciamo. Sebbene quindi in questa conversazione Luca rimanda l'incontro con Guerrino al venerdì successivo, quindi al 15, dall'inizio della settimana, quindi già dall'11 di aprile, Guerrino richiamava l'utenza dei Di Bartolomeo. Faccio riferimento alla progressiva 22955, sempre del RIT 8693 del 2015. Questa volta rispondeva Baffo, cioè il papà di Luca. Questa telefonata è importante perché conferma sempre l'esistenza di due posizioni, perché Guerrino chiedeva insistentemente: quando ce lo prendiamo un caffè che devo un attimo parlarti, e Cataldo dice che è come voi, oppure, e Guerrino dice come noi, bah. E poi Cataldo si lamenta, dice: ma manco un mese è passato e già mi stai bombardando da una settimana. Poi sono sempre per questo mese sono state captate dei contatti da cui hanno definito incontri sia nel pomeriggio dell'11 aprile del 2016, Guerrino
e l'utenza in uso di Bartolomeo, in questo caso però Cataldo, hanno definito un incontro sia nel pomeriggio dell'11 aprile del 2016, e l'incontro è stato definito con la conversazione sempre il RIT 8693-2015, la progressiva 23121, e poi un altro incontro anche il 15 aprile del 2016, sempre definito telefonicamente con la progressiva 23898, sempre del RIT 8693 del 2015. Veniamo al mese di maggio. Il 13 maggio del 2016, sempre attraverso un SMS, Guerrino chiedeva di incontrare i Di Bartolomeo. L'SMS è tracciato al progressivo 30785 del RIT 8693. Ricevuto il messaggio, questa volta Luca, il figlio di Cataldo, chiama sull'utenza di Guerrino, e faccio riferimento alla progressiva 30894 del RIT 8693-2015, e dopo aver evidenziato sarcasticamente che lui era peggio di un orologio svizzero, cioè che Guerrino fosse peggio di un orologio svizzero, Luca chiedeva un differimento nel pagamento. Testualmente Luca a Guerrino: senti, se vediamo il 23 prima non gliela faccio, avvisa pure zio. È importante anche un altro passaggio, quando lui dice, quando Luca chiede un differimento nel pagamento e dice senti, se vediamo il 23 prima non gliela faccio, dice ammazza il 23 dice Guerrino, e Luca dice hai visto l'altra volta ho fatto prima, dipende, tante volte posso pure scavallare. E Guerrino dice e vedi se fai prima facci sto favore. Usa il plurale. Quindi l'incontro era concordato per il 23 maggio. Casamonica Guerrino prova a chiamare l'utenza di Bartolomeo, che però non rispondono. È la progressiva 32915, sempre del RIT 8693 del 2015. A questo punto Di Bartolomeo chiama Guerrino e gli dice che si sarebbero visti il venerdì, cioè il 25 maggio del 2016 nel pomeriggio. Questa conversazione è la progressiva 32925 del RIT 8693 del 2015. Scusi, mi puoi ripetere il progressivo? 32925? Sì, del RIT 8693 del 2015. Il 26 maggio del 2016 c'è una conversazione tra Cataldo e Casamonica Massimiliano, in cui definivano un incontro. A casa di Massimiliano a Portafurba. Faccio riferimento alla progressiva 296 del RIT 3127 2016,
Il RIT 3127-2016 è il decreto che autorizzava le intercettazioni dell'utenza in uso ai due di Bartolomeo, che nel frattempo era stata ottenuta. Infatti l'utenza di Bartolomeo è stata intercettata a partire dal 25 maggio del 2016. Quindi questo incontro, essendoci le telecamere che riprendevano il vicolo di Portafurba, è stato documentato con le telecamere. I Di Bartolomeo sono arrivati a Portafurba con una Nissan Micra, nuovo modello, di colore bianco, però non siamo riusciti a rilevare la targa completa. Siamo riusciti a identificare solo le prime due lettere in EZ. Mi scusi, ma questa è una conversazione a più voci? La progressiva 296? Sì. No. Faccio riferimento alle indicazioni contenute nel brogliaccio che sono riportate. È una conversazione fra Di Cataldo e Massimiliano Casamonica? Sì, sì. Ma c'è anche un altro, c'è anche Luca che parla? No. No, probabilmente Cataldo era in compagnia di qualcuno. Ma questa è una telefonica, giusto? Sì, sì. Testualmente, Massimiliano, Cataldo, dove stai, bello? Massimiliano, sto qua a casa. Cataldo, Sì, stai sì, a casa, ridendo. Massimiliano, comunque non mi hai offerto più il pranzo. Cataldo, non mi hai offerto più il pranzo, vergognatevi tu e tuo figlio. Sì, c'è una voce iniziale che viene trascritta dal perito, probabilmente in ambientale c'è una voce ulteriore. Prego. Relativamente all'incontro che avviene il 26 maggio del 2016 dalle ore 16:21. Esce prima Luca dalla macchina, saluta Massimiliano, si abbracciano, poi torna alla macchina, poi va Baffo, si avvicina a parlare con Massimiliano, si salutano e poi va via. Ho estrapolato 5 frame della telecamera autorizzata con ROS 40 del 2016 e questi frame documentano l'incontro. E può dire per ogni foto chi viene ripreso, visto che indossano anche magliette di colore diverso, se può precisare? L'immagine ritrae l'incrocio esattamente di vicolo di Portafurba con via Tuscolana. Scusi, ha detto che sono quattro fotografie? Sono 5. 5. Sì, poi Presidente formalizzerò all'esito dell'udienza l'acquisizione anche di queste. Sì, no, soltanto per la descrizione vorrei che lei le consideri quindi come numerate da 1 a 5, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, così quando descrive si capisce a quale fotografia fa riferimento. Prego. Allora, la ripresa è dell'incrocio tra vicolo di Portafurba e via Tuscolana. Massimiliano è all'incrocio, indossa un paio di jeans, si nota uno strappo all'altezza del ginocchio destro e una maglietta bianca con la scritta Guess. Di spalle, lui viene ripreso frontalmente, di spalle c'è Di Bartolomeo Luca che ha una felpa azzurra e un pantalone, sembra un jeans ma di colore più chiaro. Questa è la prima foto. La seconda foto, entrambi, sia Massimiliano che Luca, mentre si abbracciano. Nella terza la telecamera riprende Luca che si allontana verso la macchina per entrare in macchina, mentre Di Bartolomeo Cataldo, Baffo, che è vestito con un pantalone di tuta nera e una maglia a maniche corte blu scura, si incammina per andare ad incontrare Massimiliano, che nel frattempo
dall'incrocio si è spostato più all'interno del vicolo, quindi non è ripreso, è ripreso nella parte inferiore, però diciamo il jeans è lo stesso, la maglietta è la stessa, quindi è lui. La quarta foto, il quarto frame sono Cataldo e Massimiliano. Cataldo è di spalle, Massimiliano è frontale, ma il viso di Massimiliano è coperto dalle spalle e dalla testa di Cataldo, che sono insieme, si stanno salutando. C'è Cataldo che ha la mano sulla spalla di Massimiliano. E l'ultima foto è Cataldo mentre si sta dirigendo verso Luca per andar via, per riprendere la marcia, insomma. Prego. No, su questo episodio, se non sbaglio, non c'è altro, capitano. No, solo per dire che comunque le intercettazioni su quest'utenza di Bartolomeo erano state attivate perché poi li avremmo sentiti come è avvenuto il successivo 6 giugno del 2016. Senta, chi ce l'ha detto il numero di questa utenza? Di questa di Cataldo, sì. 334 92 81 678. Ok. Quindi stiamo parlando... Che inizialmente la sentivamo in entrata sulle utenze monitorate di Massimiliano e Guerrino, e poi successivamente è stata intercettata. Se dobbiamo passare ad un altro argomento, io approfitterei per far riposare un attimo il test e conferiamo l'incarico alla dottoressa Dinnella che è qua. Presidente, sì. Su questo punto... No, se possiamo interromperci. Sì, possiamo no, proprio con riferimento alla dottoressa Dinnella, io... Sì. Allora possiamo, lei si può riposare un attimo, se si vuole alzare e sgranchirsi un attimo le gambe, così. Presidente, mi sono accorto che per un errore Aspetti, materiale... non abbiamo la cancelliera però, vabbè, sì, può uscire un attimo così. Grazie. Eccoci. Allora, scusi un attimo perché è pervenuta la nomina ufficiale di Coppola e ci chiedono anche di poter scollegarsi. La casa circondariale di Velletri? Sì, Sì. Ci siamo, dottoressa. Sì, vuole andare via Coppola? Sì, vuole andare via. Va bene, allora d'accordo, allora andiamo a verbale e vi potete scollegare. Grazie. Grazie mille, buon lavoro. Arrivederci. Prego. Arrivederci, prego, pubblico ministero. Sì, Presidente, dicevo che mi sono reso conto che per un errore materiale nell'elenco consegnato... Commissario, sempre con la mascherina però, sia gentile. Sì, Presidente, non volevo essere sgarbato perché ho difficoltà. Per un errore materiale nell'elenco consegnato alla prima udienza non sono stati indicati alcuni progressivi che già erano compendiati nelle ordinanze pacificamente a disposizione delle parti. Ora io potrei anche produrre i file audio, sono tutte conversazioni telefoniche, sono poche, però visto che c'è qua la dottoressa Dinnella io chiedo... Sono tanti? Perché sennò anche con le registrazioni vedo che sono molto chiare, insomma. Sono, guardi, penso una quarantina di progressivi. Ah beh, va bene. Per comodità a questo punto ne chiedo la trascrizione. Relativi a quali RIT però? Ci precisi un attimo, perché aspetti un attimo e cerco di recuperare l'elenco allora. L'elenco qual era? L'allegato A o l'allegato... Se lo ricorda? L'elenco, Presidente, era sia l'allegato, quello di Gramigna, era indicato Sì. così, sia quasi tutte, sia per quanto riguarda l'utenza di Casavecchia Fabio Massimo, RIT 203217, quelle della Casilina, perché qua c'è stata una sovrapposizione fra le due PG e nessuna delle due nel predisporre l'elenco ha indicato questi progressivi. Ma lei ha fatto un elenco quindi nuovo, Sì. diciamo? Vabbè. È relativo quindi se ci vuole un attimino... Sì, sono i progressivi, sinteticamente sono tutti illustrare RIT, a cosa si riferiscono? Sì, sono tutti RIT
relativi alle utenze di cui avevamo già chiesto la trascrizione. Sono il RIT 203217 Casavecchia Fabio Massimo. Questa è la vicenda che riguarda il ristorante Snob Fish. Poi RIT 462/16 utenza in uso a Casamonica Domenico. RIT 6885/15 in uso a Casamonica Liliana. Questi sono anche i contatti con Condorelli per la vicenda della Smart di cui parleremo anche oggi. E RIT 7150/15 in uso a Casamonica Massimiliano. Queste documentano l'impiego fittizio di Casamonica Massimiliano presso la Baxalodrom. RIT 3008/18 in uso a Casamonica Pasquale, un progressivo dell'utenza 6132/16 in uso a Spara Ottavio, RIT 2568/18 relativi all'utenza in uso a Casamonica Luciano, sono i contatti fra Baccaccia, Casamonica Luciano e Caddeo Teresa. Poi un progressivo relativo al RIT 2571/18, questo è l'unico RIT non indicato nella prima lista ed è il solo progressivo e riguarda l'utenza in uso a Casamonica Giovannina, classe 76, sorella di Casamonica Luciano, ed è importante perché da questa conversazione emerge un'ulteriore conferma del rapporto molto stretto che esisteva fra Casamonica Luciano e il vecchio defunto Casamonica Vittorio classe 50, al punto che da questa conversazione emerge che Luciano, in onore dello zio, ha chiamato il figlio Vittorio. E l'ultimo è il RIT 2572/18 relativo all'utenza in uso a Casamonica Giuseppe detto Vitalo. Quindi tranne il RIT 2571/18 sono tutte RIT che avevamo già indicato. Come l'elenco era molto cospicuo, è stato predisposto, era stato anche controllato per la verità, però poi ci siamo accorti che questi progressivi erano saltati. Quindi, visto che il periodo è qui... Aspetti che sto cercando, sentiamo le altre parti. Sì, è perché sono tantissime, quindi... Ci sono osservazioni alle parti? Per Luciano Casamonica, l'avvocato Ceccherini si oppone all'ammissione di questo. Comunque è sempre complicato andare su... No, stavo cercando perché su OneDrive avevo messo... Da qui evidentemente avevo messo tutte le... Quindi, sì, no, le elenchi. C'erano gli elenchi, l'elenco A e l'elenco B. Vabbè, no, l'avvocato sì, l'avvocato sì. L'elenco. Gaetano, prenda l'elenco per favore.
che avevamo chiamato già per un'altra. Allora, sulla richiesta di integrazione della perizia di trascrizione delle intercettazioni. Sì. Allora, dunque, sulla richiesta del pubblico ministero di nuova perizia trascrittiva di ulteriori intercettazioni, sentite le parti, vista la complessità del procedimento e dunque la necessità di accedere alla richiesta del pubblico ministero e dunque la necessità di poter accogliere la richiesta del pubblico ministero di integrazione della perizia trascrittiva, ritenuto di dover disporre comunque nuova perizia essendo il precedente lavoro già peritale già depositato, nomina anche per questa ulteriore richiesta come perito trascrittore la dottoressa Luigina Dinnella, che è presente. Sì. E quindi se ci dà le generalità. È nata a Salandra il 28/10 del 1967, residente a Roma. Sì, domiciliata per l'incarico? E in via Baccarini, presso la Iris Innova. Ok, via Baccarini, numero? Aspetti. Baccarini, Roma. 40 dovrebbe essere, aspetti che glielo... Vabbè, se no metto l'indirizzo di casa mia, guardi, non c'è problema. Via Collalto Sabino 65. Solo una formalità per la domiciliazione. Collalto Sabino 65. Quindi Roma, via Collalto Sabino 65. Allora, adesso per l'incarico si tratta quindi di diverse... Allora, diciamo così, procede il perito... non si trova, vabbè, non è incompatibile perché già è stata non incompatibile, ce l'ha già dichiarato. Se ci giura, presta il giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento del mio incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali. Allora, il Tribunale conferisce al perito il seguente quesito, procede il perito. Acquisiti i supporti informatici presso l'ufficio del pubblico ministero, alla integrale e fedele trascrizione del contenuto delle intercettazioni meglio indicate nella richiesta del pubblico ministero datata 5 marzo 2020 con riferimento
alle conversazioni captate nel procedimento 1742/19 RGNR. Sì. E del procedimento 6147/17 RGNR, limitatamente al RIT 3823/17 progressivi 14 e 18, nonché delle intercettazioni indicate nella richiesta depositate in data odierna ed allegato al presente verbale. Procede altresì il perito ad indicare ogni elemento utile per l'identificazione dei conversanti. Che termine? Non so quanto durino, comunque 30 giorni. 30 giorni, poi ci fa sapere se ci sono difficoltà. Quindi che Spero che i termini? supporti siano tra quelli già in mio possesso. Se non ho capito male ce n'è un unico RIT. Per le telefoniche sì, per la richiesta integrativa che avevo fatto l'altra volta no, è un RIT diverso a quello dell'altro procedimento. Vabbè, poi contatterò. Comunque sono proprio fisicamente nel mio ufficio. Vabbè, quindi. perfetto, grazie. Quindi il Tribunale concede il termine richiesto con decorrenza dall'inizio delle operazioni peritali. E, va bene, poi le solite autorizzazioni che vengono concesse dal perito ad estrarre eventuale copia degli atti processuali, ad acquisire i file contenenti le intercettazioni presso l'ufficio del pubblico ministero. Il tecnico per l'estrapolazione? Sì, ad avvalersi di un ausiliario per l'estrapolazione dei file. E il Tribunale concede le autorizzazioni richieste. Il Tribunale autorizza altresì il perito all'eventuale uso dei brogliacci al solo fine di acquisire e di inserire nel titolo della trascrizione i dati tecnici delle conversazioni ed i nominativi dei conversanti. Dovrebbe indicarci per l'inizio delle operazioni peritali quando? Anche oggi, va bene. Immediatamente? Alle 15. Alle 15. Presso il mio domicilio. Quindi allora indica quindi per l'inizio delle operazioni peritali oggi stesso alle ore 15 presso il proprio domicilio. Ok, potremmo tutto sommato già indicare la data in cui lei può tornare? Perché potrebbe l'altro lavoro praticamente Per è quanto finito. riguarda Così, la parte facciamo un già po' il punto della consegnata, situazione così quando viene dico ok. per quanto riguarda la parte già prodotta il 6 maggio, Sì. se mi può indicare quando dobbiamo essere sentiti tutti, così io avviso anche magari i colleghi, perché alcuni vengono anche da fuori Roma. Poi per quest'altra parte non so se nella Ok, stessa ma udienza. possiamo farlo forse nella stessa sede. Intanto l'elaborato è stato messo a disposizione delle parti e questa è la cosa più importante. Non no? abbiamo Quindi, stampato, avete prodotto l'abbiamo però prodotto soltanto con un CD e una chiavetta, quindi dovremmo... che però è stato versato sul TIAP. Sì, no? sì, Da quello però che mi dobbiamo comunque risulta. procedere alla stampa perché erano chiuse le copisterie, quindi Ok. adesso sentirò la copisteria, se fosse aperta a questo punto la stampiamo e ve la produciamo. Va bene, diciamo che intanto il deposito è avvenuto Sì, con sì, il già è supporto avvenuto informatico, tutto. d'accordo. E quindi non so se le parti già l'hanno visto, comunque è caricato sul TIAP, no Angela? Sì. Tutto caricato sul TIAP e quindi è visionabile. Potremmo anche forse fare lo stesso giorno, così senza che lei viene 2 volte separatamente. Allora, vediamo quando potremmo andare. Quindi diffida il perito a ricomparire per l'esame, per l'udienza. Potremmo fare sempre il 2 luglio, possibile per lei? Sì, sì. Quindi alle ore 9:30, sempre presso quest'aula di Rebibbia. Aspetti un attimo perché mi sa che c'è... Sì. C'è un rinvio in tribunale per riferire su una vecchia perizia alle ore 12. E allora alle ore 12? Sì. E noi da qui alla mattina può Alle venire? 9? No, Ok. no, 9, diciamo, le dico 9:30 perché c'è la costituzione Vabbè, delle perfetto, parti, ci vuole sempre parecchio tempo, quindi 9:30. Va bene.
quindi alle 9:30 del 2 luglio presso quest'Aula. Indica tale data anche per l'esame del collegio peritale. Perfetto. Ok. In relazione all'incarico conferito in data 13 dicembre 2019 e invita i periti quindi al deposito dell'elaborato in cartaceo della perizia già eseguita. D'accordo? Sì, grazie. Angela, questi sono... Per riferire sulla prima perizia? No, anche per questa. Anche ho detto, per riferire su questo e sulla precedente. Questo è l'elaborato alla richiesta di oggi del pubblico ministero. Questa era invece la richiesta a cui io ho fatto riferimento nell'incarico, se vuole fare una copia, uno stralcio da allegare al verbale. Ma vogliamo fare... Sentite, ma vogliamo fare la pausa adesso a questo punto, visto che è l'1:20, d'accordo? Ci rivediamo tra una mezz'ora, Signor Presidente, mi scusi la calzetta. Sì. Mi scusi. Aspetti che non ho sentito... Scusate, non ho sentito dove mi chiama. Allora, sono Luigi da Caltanissetta. Sì. Il deputato Casamonica Luciano mi ha detto adesso che voleva convenire con lei. Conferire con me dopo la pausa, va bene? Va bene, poi non è chi conferisce con me, rende spontanee dichiarazioni, d'accordo? Va bene, arrivederci. Ci vediamo tra mezz'ora. Circondariale di Trani, il detenuto Casamonica Emanuele chiede il permesso di allontanarsi per recarsi in sezione. Sì, sono autorizzati, durante la pausa possono andare dove vogliono, insomma. Prego. Va bene, grazie. Signor Presidente, mi scusi qui da Terni. Quanto è la pausa? Signor Presidente? Mezz'ora, grazie. Prego. La corrente, la volevi staccare, giusto? Giustamente, no, per non... Un'altra di pendrive, adesso ci dico che ho visto. Ecco, no. La possiamo... Si accomodi, capitano. Allora, possiamo riprendere l'udienza. C'è qualche sostituzione che non abbiamo verbalizzato? No. Angela, c'è qualche... No, perché vedo che non c'era l'avvocato Dora Vencia, non c'è più per esempio, non so se c'è qualche sostituzione. Ah, stanno fuori? Va bene, insomma saranno per arrivare, quindi. Ok, va bene, possiamo riprendere. Ecco, sì. Allora, prego, pubblico ministero. Mi scusi, Grazie Presidente. Quando dice lei l'imputato Casamonica Allora, Luciano, capitano, passiamo a Coppola Simone, quindi capi Z. Possiamo andare? Ok. Ah sì, c'è Luciano che voleva parlare. Caltanissetta? Mi sentite? Sì, mi scusi signor Presidente, mi scusi. Sì, c'era l'imputato che voleva fare una dichiarazione. Pausa. Quando dice lei l'imputato Casamonica Luciano vorrebbe fare delle dichiarazioni spontanee. Prego, può farlo ora. Va bene, allora. Buon pomeriggio Presidente. Buon pomeriggio. Prego. Senta, vorrei dire una cosa, per quanto riguarda mia sorella Casamonica Giovannina,
che lei ha autorizzato di telefonare a Caltanissetta, ma io non posso chiamarla e non posso riceverla. Devo essere autorizzata anche io da lei. Guardi, c'è stata un'autorizzazione che è stata data dopo la morte di vostro padre, giusto? È stata fatta un'autorizzazione in quel momento particolare perché era stata autorizzata la partecipazione al funerale, che non è stata possibile, e quindi è stata autorizzata dal Tribunale in via straordinaria la telefonata. Questo è. Ma non è, sì, ma non lo posso fare, solo mia sorella è autorizzata. Ma guardi, queste cose dobbiamo controllare i fascicoli. A me sembra che sia stata autorizzata in via straordinaria sua sorella. Continua a telefonarle e non mi risulta. E qui dicono dal carcere non sono autorizzato. Ma infatti... Signor Presidente, mi scusi. Prego. Potrei spiegare un attimo il fatto di mio figlio Vittorio, se è possibile? Sì, prego. Prego. Allora, riguarda l'indagine che è stata fatta il dottor Musarò e il capitano rispetto a tutte le indagini che hanno fatto, il dottor Musarò non sa che a Vicolo di Portafurba abitava un certo Vittorio Casamonica, figlio di un fratello di papà, che è coetaneo a me, e purtroppo ci ha lasciato nel 2004. Il nome di mio figlio Vittorio Casamonica viene da questo mio cugino, non dal mio zio Vittorio. Volevo solo precisare questa cosa. Va bene, d'accordo. La ringrazio dell'attenzione. Prego. Buon pomeriggio. Grazie a lei. Allora. Buonasera. Scusi qui, signor Presidente, dal sito di Terni, anche l'imputato Casamonica Enrico vorrebbe fare delle spontanee dichiarazioni. Presidente, però non vorrei essere, se possibile, da questo momento in poi che le spontanee dichiarazioni siano quelle previste dal 494, cioè devono vertere sull'imputazione, altrimenti stiamo qua a sentire tutte le esigenze. La prima verteva sull'imputazione, si riferiva a una circostanza che era stata detta dal test oggi. Sì, vediamo Casamonica Enrico. Per Casamonica Enrico riguardano proprio l'imputazione. Sì, nel senso che le dichiarazioni spontanee sono relative all'imputazione. Adesso aveva approfittato Luciano per dire un'altra cosa, insomma, va bene, prego. Può parlare Enrico? Allora, sì. Signor Presidente, signori giudici, buonasera. In questo procedimento sono indagato per 416 bis, 416.1 connessi ai capi X e HH, concessione di finanziamento e intestazione fittizia. Nel merito del capo X, la polizia giudiziaria, in base alle indagini fatte e dall'enunciato del dottor pubblico ministero, non hanno potuto contestarmi l'usura, secondo loro perché non sono riusciti a risalire al tasso di interesse. Signori della Corte, semplicemente non c'è mai stato nessuna usura nei confronti del Viola Maurizio e tra l'altro episodio personale come il capo H riportato in un contesto associativo mafioso di cui non è mai esistito. La ringrazio, signor Presidente. Grazie, va bene. Allora, possiamo riprendere l'esame del test? Sì, però adesso dobbiamo anche cominciare, diciamo, possiamo farle dopo. Comunicarle Prego. Che Casamonica Rosaria ha rinunciato al proseguo dell'udienza. Ah, va bene, grazie, d'accordo. Grazie a lei. Allora, diamo un atto a verbale. Possiamo riprendere? Prego. Allora, dicevo, capitano, la vicenda di Coppola, quindi capo Z per Casamonica Luciano e poi AA per la posizione di Coppola. Sì, innanzitutto procedo all'identificazione di Coppola. Coppola Simone ha intrattenuto contatti con Casamonica Luciano attraverso l'utenza numero 333 27 31 847 intestata al fratello Coppola Agnello, nato a Roma il 25/12 dell'81. Durante le conversazioni Luciano lo ha sempre chiamato con il nome Simone, con il nome di battesimo.
Per quanto riguarda questi capi di imputazione, facciamo riferimento alle intercettazioni sull'utenza di intestate in uso a Casamonica Luciano, ovvero la 329 70 49 207, intercettata dal 29 gennaio del 2016 al 28 marzo del 2016 con RIT 462 2016, e la stessa utenza in uso a Coppola Simone, la 333 27 31 847, che è stata successivamente poi intercettata dal 18 maggio del 2016 al 6 giugno del 2016 con RIT 3082 2016. In linea generale è emersa una sussistenza di una posizione debitoria di Coppola Simone verso Casamonica Luciano. Sono stati intercettati anche incontri documentati con servizi di osservazione. Le conversazioni sono gran parte con SMS e anche conversazioni di tipo telefonico. La prima conversazione, i primi contatti vengono intercettati il 31 gennaio del 2016, quando Casamonica Luciano invia alcuni SMS chiedendo un incontro con Coppola Simone. Questi SMS sono tracciati, quindi tutti al RIT 462 2016, ai progressivi 1283, 1284, 1427, 1458, 1519 e 1531. A questi SMS si sono susseguiti anche tentativi di chiamata di Casamonica Luciano verso il Coppola, risultati tutti vani, e facciamo riferimento alle progressive 1457 e 1530, sempre del RIT 462 2016 e sempre del 31 gennaio 2016, fino a quando con progressiva 1532 del RIT 462 2016 viene intercettata la conversazione telefonica tra Coppola Simone e Casamonica Luciano alle ore 22:42 del 31 gennaio 2016. In questa conversazione si comprende come il Coppola fosse in una situazione di vittoria e Luciano gli ricorda di essere indietro. Infatti testualmente Luciano dice: sì, ma tu ti ricordi che stai un po' indietro? Sempre in questa conversazione Simone gli dice: tu devi stare tranquillo, e poi proseguendo: io l'altro giorno hai visto che ti ho detto stasera, perché mi ha detto stasera, ora intanto stasera ti davo quella metà, quella come facevamo sempre. E poi in settimana, proseguendo il discorso, giustamente Luciano dice: sì, ho capito, però, e lui dice: lo so, frate, che ti devo fare? Scusi, ma il RIT di questa telefonata? Abbiamo detto 462 2016. Scusi, il progressivo intendevo. 1532. 1532. Delle ore 22:42 del 31 gennaio 2016. Posso andare avanti, Presidente? Prego, sì. Sì, chiedo scusa. Quindi, dopo circa un'ora da questa conversazione, da dove, insomma, in quella conversazione diceva che stasera gli avrebbe dato la metà,
Dopo circa un'ora Coppola Simone inviava un messaggio di testo a Luciano, registrato ai progressivi 1546-1547, sempre del RIT 462 del 2016, con cui gli diceva che aveva incassato un assegno postdatato al mercoledì successivo, cioè il 3 febbraio del 2016, e quindi gli chiedeva di temporeggiare, chiedeva un differimento di incontro. Testualmente, amico mio, mi ha dato la fattura a mercoledì, se riesco ci metto qualcosa, almeno cerco di apparare, ok? Tanto io mercoledì sono a Roma, ok, stai tranquillo e abbi un po' di pazienza che ti risolvo tutto, ok. Quindi il seguente mercoledì, cioè il 3 febbraio del 2016, Casamonica provava a contattarlo, ma Coppola Simone non gli rispondeva. Faccio riferimento alla progressiva 3401 del RIT 462 del 2016. Alla mancata risposta Luciano inviava un messaggio, un SMS a Coppola Simone, faccio riferimento al progressivo 3412 del RIT 462 del 2016, con quale chiedeva di essere contattato con urgenza, testualmente mi chiami subito. Tuttavia Coppola non chiamava e preferiva messaggiare, inviare dei messaggi. Ne nasceva uno scambio di SMS tra i due. Sono tutti del RIT 462 del 2016. Coppola verso Luciano, progressivo 3419. Sto aspettando che mi chiama, ok? Luciano verso Coppola, progressiva 3421. Ci dobbiamo vedere questa sera. Coppola verso Luciano, progressivo 3493. Lo sto aspettando a casa, io sto male, ma ho mandato mio fratello da lui, ok? Luciano verso Coppola, progressivo 3496, ok. Luciano verso Coppola, progressiva 3515. Che famo? Coppola verso Luciano, progressiva 3516. Che famo, Lu? Come ho fatto? Te chiamo, se non viene non te posso chiamare, ok? Te l'ho detto che sto aspettando lui. Luciano verso Coppola, progressivo 3517, scommetti che non viene. Coppola verso Luciano, progressivi 3518-3519 delle 21:38 del 3 febbraio. Lu, senti, io sto a fare il possibile, se me vuoi credere bene, mi pare che non ti ho mai preso in giro, adesso dipende da questo che devo fare sto momento e così lo sai fino a che stavo a lavorare, hai visto, non ci sono stati problemi, mo mi hanno licenziato. Nei giorni successivi, sempre messaggi di testo, Luciano sollecitava un incontro con Coppola Simone, che però chiedeva dei rinvii, e sono tutti SMS intercettati sul RIT 462 del 2016 e li indico. Progressivo 3720, 3733, 3954, 3982, 5268, 8462, 8464, 9203, 9205, 10333, 10334, 10427, 10419, 10459, 10922, 11298 e 11299, nonché 11655. Tra questi che ho indicato, evidenzio il testo della progressiva 5268 di un messaggio che Coppola
invia a Luciano: buongiorno Lu, a giorni ho risolto, scusa dell'imprevisto, sai che non ti mancherei mai di rispetto, ok? Ti chiamo e ci vediamo, ok? Scusami ancora. E anche il contenuto del messaggio di testo tracciato ai progressivi 11.298 e 11.299. È sempre Coppola che invia a Luciano: Lu, non mi sono scordato e che non è venuto, purtroppo mi deve aiutare lui, sa che non ti voglio mettere in difficoltà, ma purtroppo mi è capitato così, domani lo richiamo e ti chiamo, ok? Questo ultimo messaggio era del 14 febbraio del 2016. Nella serata del 14 febbraio 2016, Coppola Simone, dichiarandosi testualmente mortificato, contatta Casamonica Luciano, e faccio riferimento alla progressiva 11805 del RIT 462 2016, e si giustificava del ritardo imputando le responsabilità a terzi. Testualmente: sentimi Lu, io sto aspettando sto ragazzo che mi sta impicciando la vita anche a me, porco. Lucia, tu hai tutte le ragioni, ma credimi che mi ha rovinato la vita. Durante sempre questa conversazione emerge che Luciano lasciava intendere che il reale creditore di questa somma che Coppola gli doveva era suo fratello Simone. Luciano, testualmente, Casamonica Luciano verso Coppola Simone: Simo, tu mio fratello, Simo, mi sta rompendo il cazzo di brutto per questa, sto litigando con mio fratello tutti i giorni. Simo, cioè io non ti voglio dire, lui mi caga il cazzo, capisci come? Sempre in questa conversazione, le battute finali, dopo queste parole di Luciano, Coppola Simone risponde: io non ti voglio mettere in difficoltà, credimi, è proprio l'ultima cosa, perché mi hai fatto già il piacere e a metterti in difficoltà non mi va proprio. Durante questa conversazione emerge anche uno stato di difficoltà economica da parte del Coppola. Dopo questa conversazione vengono intercettati altri messaggi di testo con cui Coppola differiva nuovamente l'incontro con Casamonica Luciano. Il 15 febbraio del 2016 faccio riferimento al progressivo 12489, questi sempre del RIT 462 del 2016, sono tutti del RIT 462. Quindi il 15 febbraio la progressiva 12489 e la progressiva 12493. Il 16 febbraio del 2016 faccio riferimento a un messaggio di testo tracciato con le progressive 13417, 13418, che Coppola invia a Luciano. Testualmente: Lu, scusa ma stavo senza telefono, ho parlato e per domani sera, massimo dopodomani passa, credimi, di più non posso fare, poi dalla prossima settimana dovrei aver risolto, così riniziamo come prima, ok caro. Sempre il 16 febbraio del 2016 altri sms tra di loro, faccio riferimento ai progressivi 13419, 13420 e 13424. Il 17 febbraio altri sms, Luciano verso Coppola gli manda un messaggio di testo con la scritta passo, e questo è il progressivo 14213, e la risposta di Coppola Simone verso Luciano al progressivo 14314: amico, te l'ho detto ieri, mo lo sento. Dopo questi messaggi, il 19 febbraio del 2016, Coppola
gli diceva con 2 messaggi di raggiungerlo, diceva a Luciano di raggiungerlo la domenica seguente nel pomeriggio. Faccio riferimento ai progressivi 15751 e 15851, sempre del RIT 462 del 2016. Con il 15751 Coppola Simone dice a Luciano: amico, domenica pomeriggio prima di cena passi, e Luciano risponde ok. La domenica, che era il 21 che coincideva con il 21 febbraio del 2016, Casamonica Luciano inviava un messaggio alle ore 18:33, quindi come concordato nel pomeriggio. Faccio riferimento al progressivo 17339, sempre del RIT 462 2016. Luciano invia un messaggio di testo a Coppola, testualmente: tra 20 minuti sto sotto casa tua. Può ripetere la data, mi scusi? Progressivo 17339, RIT 462 del 2016, del 21/02/2016. Tra 20 minuti sto sotto casa tua, ok. Dopo questo messaggio che conferma un incontro tra i due della domenica 21 febbraio, fino a tutto alla fine del mese di marzo del 2016 venivano intercettati sempre messaggi di testo alternati a chiamate non risposte, nonché a conversazioni. Faccio riferimento, per quanto riguarda le chiamate non risposte, faccio riferimento ai progressivi 21930, 25412, 26948, 26996, 31150, 31162, 33630 e 37915, tutti del RIT sempre 462 del 2016. Relativamente invece alle conversazioni e ai messaggi di testo, faccio riferimento alle progressive. Sempre queste sono tutte del RIT 462 del 2016. Faccio riferimento alle progressive 24285, 24517, 26243, 26247, 27513, 27514, 27517, 28331, 28343. Capitano, se va un pochino più piano riusciamo a prendere appunti, se no... Torno indietro. Sì, riparto dall'inizio. Sempre del RIT 462 del 2016. Sì. Quindi 24285, 24517, 26243, 26247, 27513, 27514, 27517, 28331, 28343, 29656, 29838, 30146, 30504, 30508, 30511, 30786, 30787, 31192, 32164, 32193, 32898, 32902, 33165, 33166, 33685, 33754, 33755, 33796, 33797, 33977, 34426, 34447,
34.448, 34.449, 37.238, 37.476 e 37.918. Tra questi che ho citato evidenzio i seguenti messaggi: progressivi 30.786 e 30.787, Coppola verso Luciano. Buongiorno Lu, sto andando da un amico a chiedere se mi può fare il favore, lui, se devo aspettare che lo pagano, massimo per fine settimana, non di più, ok? Sto facendo il possibile, stai tranquillo, ok amico mio, per pranzo ti faccio sapere. Progressivo 31.192 del 10 marzo 2016. A Lu, sto a provare a chiamarti, ma non ti prende. Il mio amico non mi ha potuto aiutare, sto aspettando l'altro, ok. Progressiva 33.796 del 14 marzo 2016. Lu, sto qua, gli hanno dato solo 100 euro di acconto. O aspetti qualche giorno, o arrivi a 3 o 4, o se vuoi passa. Evidenzio anche la progressiva 34.449 del 15 marzo, sempre Coppola Simone verso Luciano Casamonica, testualmente: quando vuoi io ho i 100, secondo me te conviene aspettare se faccio qualcosa, come vuoi amico. Arriviamo al 20 marzo del 2016. Questa è una conversazione telefonica, faccio riferimento alla progressiva 38.234, sempre del RIT 462 del 2016. Coppola Simone chiama Luciano e gli riferiva di aver ricevuto un assegno da 700 euro che doveva ancora cambiare. Testualmente, e lui ci hanno pagato con un assegno, ci hanno pagato e gli hanno dato 7 piotte con un assegno. Io ora vedo se riesco a farmelo cambiare da un amico di mio padre, il macellaio qua. Un paio di giorni ti chiamo, se no bisogna aspettare che lo incassa. Motivo per cui decidevano di risentirsi a distanza di un paio di giorni. In questa conversazione inizialmente si parla di un assegno, poi proseguendo nel discorso l'assegno lo citano, lo indicano come fogli e poi documenti. Anche volantini. È abbastanza lunga, però è giusto per evidenziare gli aggettivi che attribuiscono telefonicamente per indicare questi 700 euro, che inizialmente viene indicata come la cifra di 700 euro e poi si passa a volantini, documenti. Nei giorni successivi Luciano provava ripetutamente a chiamare Coppola Simone, che però non rispondeva. Le mancate risposte sono documentate con le progressive 40.748, 40.757, 41.101, 42.345, 42.770, sempre del RIT 462 del 2016. Con dei messaggi di testo, e faccio riferimento alle progressive 40.760, 41.103 e 42.528, sempre del RIT 462 del 2016, Coppola Simone cercava di prendere tempo, rimandava, fino a quando il 25 marzo del 2016 veniva captata la conversazione di cui al progressivo 42.771
sempre del RIT 462 del 2016, in cui Casamonica Luciano faceva nuovamente riferimento al fratello Simone, dicendo che suo fratello, insomma Simone, era spazientito per il ritardo nel pagamento da parte del Coppola. Testualmente: Simone dall'altra parte sta caga il cazzo, ti dico la verità, sta caga il cazzo di brutto, di brutto, di brutto. Coppola si scusava e ripeteva che comunque stava provando ancora a cambiare l'assegno, che in questa circostanza indica con il termine bigliettino. Dopo un po', sempre quel giorno, Coppola inviava un messaggio sempre a Casamonica Luciano, faccio riferimento alla progressiva 42820, sempre del RIT 462 2016, con cui Coppola diceva a Luciano che stava aspettando la risposta da un'altra persona a cui si era rivolta per cambiare questo famoso assegno. Nonostante quindi Coppola Simone avesse detto a Luciano che stava cercando di trovare questa persona per cambiargli l'assegno, a notte era l'una meno un quarto di notte del 26, quindi aveva scavallato la giornata, Luciano chiama Coppola Simone, al quale chiede insistentemente di incontrarlo, ripetendo che suo fratello Consiglio, detto Simone, aveva urgente bisogno di soldi per il giorno dopo. Questa progressiva è la 42893 del RIT 462 del 2016. Testualmente: Coppola Simone a Luciano: a lui, guarda, sto qua a casa che mi fa sapere qualcosa, non mi sto muovendo apposta che... Luciano: ah Simo, vedi che sto sveglio sto sveglio, sto aspettando a te. Coppola Simone verso Luciano: amico mio, tu hai tutte le ragioni, ma ti prendo in giro se ti dico un'altra cosa, sto qua aspettando che mi chiamano, non è che ti posso dire che sto in giro così, sto aspettando dentro casa, aspettando. Luciano: domani mio fratello sta impicciato di brutto. Amico mio, guarda, se io ti dico che sto bene ti prendo per il culo. Luciano: vabbè dai Simone, ci possiamo vedere, ci vediamo domani, così ci facciamo una chiacchierata. Vabbè dai, ti chiamo domani, dice Simone. Poi dice Simone: insiste, dice io dico stasera dovrei andare a lavorare, mo vedo se mi chiama questo, aspetta altrimenti vado a lavorare, almeno una mezza piottata la piglio. In questa conversazione si fa anche riferimento a Simone, fa anche riferimento al padre, dice domani pomeriggio come viene mio padre ti faccio una chiamata, ti faccio. Perché fa riferimento al padre? Perché poi in mattinata, insomma in giornata, qua stiamo alla notte alle 0:46 del 26, sempre il 26 più tardi, Simone manda un messaggio a Luciano dicendo che a breve si sarebbe incontrato con suo padre, cioè col padre di Coppola Simone. Simone doveva incontrare suo padre e avvisa Luciano.
Questo messaggio è il progressivo 43277 del RIT 462 del 2016. Dopo questo messaggio... Scusi, può ripetere il progressivo del messaggio? 43277, giusto? 77. 43277. Ok. Dopo questo messaggio di testo, con altri messaggi dopo, e faccio riferimento, questo è un unico messaggio di testo, però è censito in 4 progressive, sempre del RIT 462 del 2016, 43 483, 43 484, 43 485 e 43 486. Un solo messaggio di testo, Coppola invia a Casamonica Luciano dicendogli di aver rimediato un orologio. Testualmente: sono riuscito a farmi dare un orologio martedì, prima di cena lo prendo e lo viene a vedere, ok? Se conosci qualcuno così lo vendo, ok? Più di così non posso fare. Luciano verso Coppola: che marca? Coppola: e questo che progressivo è? Il 43 484. Luciano chiede a Coppola Simone che marca. Simone risponde col progressivo 443 485, non so se lo dico bene, dovrebbe essere francese, testualmente Mathies Montebon a 48 brillantini neri, dopo ti mando le foto. E poi aggiunge con un altro messaggio il 43 486 con scatola e garanzia. All'epoca di queste intercettazioni, quindi facciamo riferimento al marzo del 2016, avevo fatto una ricerca su internet per capire un attimo che tipo di orologio fosse, e il valore su internet esagerava circa 1.500 euro. Le intercettazioni nei confronti di Casamonica Luciano terminavano il successivo 28 marzo 2016. A partire dal 18 maggio 2016 venivano attivate le intercettazioni sull'utenza di Coppola Simone, che erano propedeutiche alla sua audizione prevista il 25 maggio del 2016. Qual è il RIT di Coppola? 3082 del 2016. Ora, intercettando quindi dal 18 maggio del 2016, intercettando l'utenza in uso a Coppola, è emerso che comunque c'erano sempre contatti con Casamonica Luciano e sempre per richieste di incontri propedeutici all'ottenimento di denaro. Il 19 maggio, quindi le intercettazioni partono il 18 maggio, il 19 maggio in serata Luciano contattava Coppola Simone, faccio riferimento alla progressiva 392 del RIT 3082 2016, e Luciano diceva a Coppola che il giorno dopo si dovevano vedere necessariamente perché il fratello doveva pagare un avvocato e per cui aveva bisogno di soldi. Simone cercava di prendere tempo, testualmente: lo so amico mio, io mi sto inventando i draghi, più di quello che posso fare non ci riesco, credimi, sto a fare il massimo. In questa conversazione chiudono che Simone dice a Luciano: tranquillo, dai, io ti ho detto sto a fa quello che riesco a fare, ti chiamo e ci vediamo, ok? Il giorno successivo, quindi il 20 maggio del 2016, Luciano provava ripetutamente a chiamare Coppola Simone, che però non gli rispondeva, e faccio riferimento
alle progressive 604, 610, 614, 646 e 648 del RIT 3082 del 2016. Salvo poi con un messaggio chiedergli di avere ulteriore pazienza, qualche altro giorno, e faccio riferimento alla progressiva 654 del RIT 3082 del 2016. Nonostante questo messaggio, Luciano chiamava nuovamente Coppola Simone. Questa è la progressiva 653 del RIT 3082 2016. Durante questa conversazione, quando Simone cerca ulteriormente di prendere tempo, Luciano testualmente dice vabbè, venimo, vabbè, venimo, vabbè. Cerca di interrompere diciamo, le parole di Simone dicendogli che sarebbe andato a trovarlo, usando il plurale, venimo. Questa conversazione inizia che Luciano dice a Simone: bello, senti, oggi mio fratello doveva andare dall'avvocato, domani ci veniamo a piare il caffè da te, va bene? E lui dice: che ti devo dire? Io non è che posso mettere in croce la gente. Luciano: questi stanno a lavorare. Luciano: ho capito Simone, però a Simone, Coppola Simone, ho capito amore di casa. Luciano: Simone, vabbè, parliamo domani. Simone dice: no, ma perché l'altra gente lavora, e Luciano lo interrompe e dice: ti ho detto, vabbè, parliamo domani, Simone. Poi dice: se tu mi dici abbi pazienza un altro giorno, e Simone dice: ma scusa, non è che io posso mettere in croce pure la gente? E lì Luciano lo stoppa: vabbè, venimo, vabbè. Questa conversazione, non appena viene chiusa, dopo pochi minuti, Coppola Simone mandava un messaggio di testo a Luciano e dice dal seguente tenore: Lu, te lo dico, se fai così non andiamo d'accordo, io mi sto impegnando ma non mi posso impiccare, ok? E mette la gente in condizioni, ok? Che progressivo è questo? Progressivo 660 RIT 3082 2016 delle ore 19.08. La conversazione che ho detto prima era delle 19.04, quindi dopo 4 minuti gli manda questo messaggio. Dopo questo SMS ne vengono censiti, sempre il 20 di maggio del 2016, ne vengono censiti altri in cui si accordavano Coppola Simone e Luciano a vedersi il giorno dopo, il 21 maggio del 2016. Questi sono i progressivi 891, 892, 903, 907, 910 e 933. Tutti ovviamente del RIT 3082 del 2016. Durante questi messaggi il luogo dell'incontro veniva indicato come il bar di sempre. Questo incontro veniva documentato da un servizio di OCP, faccio riferimento all'allegato 23 dell'informativa del 5 settembre del 2016. Luciano era da solo in macchina e verso le 17 raggiunge Coppola Simone, raggiunge un bar, il Clepsidra, sul lungomare di Tor Vaianica, dove c'era Simone che lo attendeva. Da
qui poi loro si sono spostati presso un altro esercizio bar tabacchi sul lungomare delle Meduse, facevano una sosta all'interno del bar e poi si spostavano fuori in un'area più appartata e defilata dove iniziavano a parlare tra loro. Io avrei estrapolato le foto che gli operanti hanno fatto durante questo, di questo servizio di osservazione. Sì, come abbiamo fatto l'altra volta, cioè poco fa, capitano, dei numeri, dei commenti, identifichi le persone raffigurate a seconda del colore degli indumenti e, Presidente, io mi riservo all'esito di chiederne la traduzione. Sono 9 foto. Nella foto numero 1 c'è, diciamo, il bar Tabacchi Slot sul lungomare. Nella foto 2 sono ripresi Casamonica Luciano e Coppola Simone mentre escono da questo bar Tabacchi. Casamonica Luciano è vestito con un paio di jeans ed una polo a maniche corte di colore blu scuro. Coppola Simone ha un pantaloncino tipo Pinocchietto, colore grigio chiaro, ed una maglietta azzurra e porta degli occhiali da sole a specchio con stecche di colore giallo. Quindi la foto numero 2 è questa qui, la foto numero 3 è sempre loro mentre Coppola si guarda attorno. Sesso, la foto numero 4. Nella foto numero 5 i due sono in posizione defilata mentre parlano tra loro. Nella foto numero 6, che è un particolare della foto numero 5. Nella foto numero 7, sempre un altro particolare, si vede Coppola Simone che sta gesticolando con le mani. Nella foto numero 8 Luciano che si avvicina a Simone per parlargli più da vicino, e nella foto numero 9 i due mentre stanno parlando c'è una foto particolare, sempre di questo incontro. Ci può, capitano, ricordare la data un attimo dell'incontro di quest'ultimo? 21 maggio del 2016. Dopo questo incontro, diciamo proseguendo temporalmente, venivano intercettate alcune conversazioni da cui si comprendeva che Coppola Simone stava cercando di vendere un'autovettura Audi per l'importo di 2.700 euro. Quindi il 24 maggio del 2016 Coppola Simone chiamava Luciano e lo avvisava che aveva concluso l'affare, ma che l'acquirente avrebbe ritirato l'auto il lunedì seguente, il 30 maggio. Questa conversazione è la progressiva 1975 del RIT 3082 del 2016. Questa conversazione è alle 21:14 del 24 maggio del 2016. Il giorno dopo Coppola si è presentato presso la Polizia Giudiziaria per essere sentito come persona informata sui fatti. Poi, il 29 settembre del 2016, Coppola è stato nuovamente sentito, questa volta dal pubblico ministero, e qualche giorno prima, il 23 settembre
del 2016 erano partite nuove intercettazioni sull'utenza di Coppola Simone, sull'utenza di Casamonica Luciano, e nonché anche Coppola Simone. Luciano è stato nuovamente intercettato sulla stessa utenza con il RIT 5415 del 2016 e Coppola Simone sempre la stessa utenza sul RIT con il RIT 5401 del 2016. L'invito a presentarsi presso gli uffici della Procura è stato notificato a Coppola Simone poco prima delle 11 alle 10:50 del 27 settembre del 2016. Dopo qualche ora, alle 17:10, Simone ha ricevuto un messaggio, un SMS da Casamonica Luciano. Faccio riferimento alla progressiva 677 del RIT 5415 del 2016. Il testo è: domani passo con Sara, ci sei, per un caffè. Sempre dopo l'invito, Coppola Simone ha contattato il patrigno. La conversazione è la progressiva 1232 del RIT 5401 2016, al quale ha chiesto il numero dell'avvocato, aggiungendo testualmente, con tono molto irritato: dopodomani devo andare in tribunale, mi sa sempre per quella cosa di quel Luciano di merda, mi sono rotto il cazzo, pure sto ciccione di merda a spendere i soldi, un'altra volta per persona informata sui fatti. Al messaggio ricevuto da Luciano, domani passo con Sara, ci sei per un caffè, quello che ho indicato prima, cioè quello ricevuto alle 17:10 da Luciano, Coppola ha risposto in serata, siamo sempre i due giorni prima dell'audizione, il 27 settembre del 2016, la progressiva è la 896 del RIT 5414 del 2016. E in questo caso, questa volta, testualmente Coppola Simone risponde a Luciano in questo modo: scusami, ma non ho il tuo numero, se vuoi passare anche stasera. Dopodiché arriviamo al 29 settembre del 2016 all'audizione in procura di Coppola Simone. Su questo episodio, capitano, mi sembra che non ci sia altro. Sì, solo che ho verificato che poi Coppola Simone è stato arrestato. Sì, vabbè, riferisca. Sì, che Coppola Simone è stato arrestato il 15 marzo del 2018 dalla personale della stazione di Torvaianica per detenzione ai fini di spaccio di più qualità di stupefacenti, poiché a seguito di perquisizione domiciliare gli sono stati sequestrati circa 45 grammi di cocaina, suddivisa a più involucri, circa 50 grammi di hashish, sempre suddivisa in più involucri, nonché materiale per il taglio e il confezionamento, più bilancine di precisione. E poi il giorno seguente c'è stata la convalida dell'arresto, è stato posto agli arresti domiciliari, dopodiché c'è stata anche un'evasione accertata degli arresti domiciliari accertata il 28 dicembre del 2019 e poi il 6 del febbraio del 2020 è stato colpito da un ordine di carcerazione
faccio riferimento al numero 172/2020 SIEP e 89/2020 della Procura Generale della Corte d'Appello, ed è stato tradotto presso la casa circondariale di Velletri per espiare la pena residua di 7 anni e 16 giorni di reclusione. Ok, senta, passiamo al debito di Scano Patrizia, capi BB e CC. Innanzitutto, se vogliamo inquadrare questa persona, chi è Scano Patrizia? Prima faccio riferimento un attimo a, diciamo, le utenze, e quindi all'associazione utenze, per identificare la Scano. Va bene. Allora, innanzitutto Scano Patrizia è comparsa nel flusso delle intercettazioni attraverso l'utenza numero 346 97 60 622, a lei intestata. Scano Patrizia è stata poi, a seguito di alcune intercettazioni che adesso affronteremo, è stata poi intercettata dal 26/4 del 2016 al 2 maggio del 2016 attraverso il decreto di cui al RIT 2524 del 2016. Allora, Scano Patrizia era la sarta di riferimento della famiglia Casamonica, aveva contatti sia con Tollicatia, sia con Casamonica Luciano, sia con Casamonica Liliana. È risultata, è apparsa diciamo, conoscitrice delle dinamiche intrafamiliari dei Casamonica, al punto che in una conversazione che adesso evidenzieremo lei era disposta anche a testimoniare come teste oculare per i fatti che riguardavano Cerioni Deborah e l'ex convivente Casamonica Massimiliano. Dalle conversazioni che sono emerse sono stati documentati degli incontri sistematici di Scano Patrizia con Casamonica Liliana. Si comprende chiaramente che Scano Patrizia versava in una posizione debitoria e che Liliana stesse mediando per il fratello Casamonica Massimiliano. La prima conversazione utile viene intercettata il 7 ottobre del 2015 tra Casamonica Liliana e Scano Patrizia. Faccio riferimento alla progressiva 617 RIT 6885 del 2015. Durante questa conversazione Liliana sollecitava una visita da parte di Scano Patrizia. Testualmente: io sto a aspettare che passi, tesoro. Patrizia si giustificava, chiedeva un po' di pazienza a Liliana, ma usava il plurale. Testualmente: Stefà, devi avere un attimo di pazienza, che mi si è rotta anche la macchina, sto facendo il lavoro come lo consegno, stai tranquilla che passo. Io non scappo da niente e da nessuno. Abbiate pazienza, perché sto non in mezzo alla merda, di più. Sono 4 giorni che sto a piedi. Abbiate pazienza, tesoro mio. In un passo successivo: vabbè, comunque Stefani, di a tuo fratello che con Patrizia non ci rimette. Gli chiedo solo un attimino di pazienza, ma veramente io ti volevo chiamare.
Che il fratello di Stefania indicato da Patrizia fosse Massimiliano si comprende dal proseguo della conversazione, perché sempre facendo riferimento al fratello gli dice a Stefania che se il fratello si muove per bene i ragazzini, i figli, li riesce a riprendere. Testualmente: che tuo fratello ci voglia parlare, se lui si muove bene i ragazzini li riprende. Poi che si trattasse di una posizione debitoria, c'è un altro passaggio. Patrizia, c'ho una marea di lavoro da consegnare e riscuotere, ti prego, abbi pazienza, che Patrizia non si dimentica della cortesia che mi hai fatto, ok? Poi, sempre in questa conversazione, Scano Patrizia dichiarava di essere disposta a testimoniare che la Cereoni maltrattava i figli. Testualmente: però ricordati una cosa, io davanti ai carabinieri no, ma davanti al tribunale, ti giuro su miei figli, vengo a dire che lei non era segregata da nessuno, e la verità, a me l'8 maggio del 2014 ha aperto lei la porta ed ho visto che lei trattava male i bambini. Su questo argomento poi c'è una conversazione successiva nell'aprile del 2016 in cui proprio su questo aspetto lei ridimensiona notevolmente il racconto. Verrà fuori, la discuteremo dopo. Quindi dopo questa prima conversazione del 7 ottobre del 2015, dopo pochi giorni, Casamonica Liliana richiamava Scano Patrizia, e faccio riferimento alla progressiva 1227 del RIT 6885 del 2015. E Liliana in questa conversazione testualmente dice a Patrizia: a Patri, l'unica cosa che non sopporto è le prese per il culo. Questa frase era in risposta ad una giustifica che Scano Patrizia fa perché non è ancora andata a casa di Liliana. Infatti la conversazione inizia in questo modo: a Patri, buongiorno Patrizia, in settimana vengo sicuramente. Liliana: ecco, me l'hai detto già l'altra volta. Patrizia: no, ti ho detto che sto inguaiata, non posso venire. Ecco, non ho ancora neanche aggiustato la macchina perché ho comprato il pezzo ieri, 100 euro, e 100 euro per montarlo. Liliana: a Patri, l'unica cosa che non sopporto è le prese per il culo. Patrizia: beh, mi dispiace che dici questo perché mi sento pure tanto male, capito? A Patri, io sto più male di te, credimi, e lo sai. E quindi poi invita a Patrizia, Liliana invita a passare lì a Portafurba. Liliana: se puoi passare lunedì o martedì da me, io sto ancora a aspettare. Patrizia: non ce la faccio, non ti voglio pigliare per il culo come dici te. Mercoledì sicuramente, perché mo ti spiego, mia figlia mi doveva. La interrompi Liliana e dice: non mi spiega niente, Patri, a me non mi devi spiegare niente, Patri, a me, io non voglio sapere gli affari degli altri, ok? Quando passi da me, e dice Patrizia: te l'ho detto. E Liliana dice: mercoledì? E Patrizia dice: penso mercoledì pomeriggio. Vabbè, ti aspetto mercoledì. Il termine pattuito non veniva rispettato. Infatti poi questo fatto emerge dalla progressiva 1949 del 16 ottobre del 2015, sempre del RIT 6885 del 2015.
Liliana si mostrava molto irritata del ritardo da parte di Scano Patrizia. Poi si tranquillizzava quando Scano Patrizia riprendeva il discorso sulla Cerreoni, che era disposta a testimoniare contro la Cerreoni. Liliana dice: siccome ci dovevamo vedere mercoledì, puoi passare oggi? Patrizia: a Stefà, ora ti dico una cosa, io sto lavorando. Liliana: a Patri, va bene, stai a lavorare, ok, dimmi quando ci vediamo. Se faccio in tempo oggi passo e ti vengo a trovare, ok? Va bene, vai, ti aspetto già a casa, va bene Patri. Però Stefano alle 2, Liliana: a Patri, quando vieni qua? Patrizia: ti sto dicendo che alle 2 devo andare al municipio per la residenza, non sto a dire niente di male. Dice Liliana. Patrizia: Stefano, ecco il tempo che deve venire pure mia figlia con la bambina, mi devono fare la residenza a questa casa, capito? E poi prendono il discorso e ribadisce il discorso che testualmente Patrizia: no Stefano, è tutto da vedere, io te lo giuro, su sto grammo di vista che mi è rimasto, in tribunale ci vengo e io dico che lei era libera, perché lei l'8 maggio del 2014 la porta me l'ha aperta lei, non c'era nessuno, c'erano i bambini spogliati senza mutande e lei li ha trattati pure male. Questa è la verità, te lo giuro sul Sacro Cuore di Gesù e su tutta la mia famiglia. Proseguendo, sono stati documentati abbiamo documentato come la Scano si sia a ogni metà del mese si sia recata a Vicolo di Portafurba con cadenza pressoché mensile, ad ogni metà mese. È stato documentato a novembre del 2015, a dicembre del 2015 e anche a gennaio del 2016. A novembre gli incontri sono stati definiti con le progressive 7103, 7272 e 7278, tutte del RIT 6885 del 2015. A dicembre da metà mese, dal 15 dicembre, Liliana iniziava a contattare Scano Patrizia per un abito che la Scano non era riuscita a confezionare a causa di un problema alla macchina da cucire. Durante questa conversazione Liliana pretendeva che la Scano la raggiungesse a Vicolo di Portafurba il giorno seguente. La Scano non si presentava a Vicolo di Portafurba il giorno seguente, per cui Liliana iniziava a contattarla, ma la Scano non le rispondeva. Le conversazioni di riferimento, questi tentativi, cioè queste chiamate senza risposta, sono tutte del RIT 6885 del 2015 e sono i progressivi 12281, 12282, 12283, 12284, 12286, 12408, 12495, 12496, 12497, 12498 e 12499. Si arriva quindi al 28 dicembre del 2015 e faccio riferimento alla progressiva 13476 del RIT 6885 del 2015. Questa conversazione... Ci puoi dare la data, scusi? Del 28 dicembre del 2015.
Questa conversazione, per quanto sia possibile leggerla testualmente con un tono adeguato, merita un ascolto perché è molto significativa. Scusi capitano, il progressivo me lo ripete per favore? La 13476 del RIT 6885 del 2016. Ok, grazie. Questa conversazione è Scano Patrizia che chiama a Liliana, lamentandosi delle numerose chiamate che aveva ricevuto da non mi ritrovo questi RIT, questi progressivi pubblico ministero. Adesso, di questo aveva chiesto la trascrizione? Sì, Presidente, credo di sì, abbiamo ricontrollati tutti ieri se c'erano tutti. 68, 80. 68, 85, vabbè no, lei prosegue pure, che io non mi 13476 il progressivo. 476, 68, 85, non mi dà niente, vedi? No, questo è perché quello precedente. Vabbè, vedremo un po'. Vedi, anche come RIT non ti dà niente. Ma non me lo ritrovo nella perizia. È la 13476, Presidente. Sì, no, ma non mi viene proprio il RIT. 68, 85. 68, 85, 2015. 16, 15. Presidente, nella richiesta c'era. E 16, 6885, forse c'è qualche refuso? 2016. No, 2015. No, non me lo dà. Aspetti, dovrei controllare un attimo sull'elenco delle trascrizioni. Presidente, nella richiesta quella originaria. Sì. RIT 68 85 15, il progressivo 13476 c'è. Vabbè, verificherò meglio. 13476. 13476. 13476. Sì, 5 numeri, no? 13476. Va bene, lei prosegua pure, poi vedremo un attimo. Adesso qui non mi risultano. Sì, allora questa conversazione, dopo questi tentativi da parte di Liliana a cui Scano Patrizia non risponde, è la Scano che chiama Liliana e quindi si lamenta per le chiamate ricevute testualmente: ma com'è sto modo che mi hai chiamato? Se non sono venuta vuol dire che qualcosa è successo. E Liliana, la reazione è stata molto forte perché convocava la Scano per il giorno seguente e la costringeva a ritirare quanto aveva detto testualmente, a ritirare quello che le aveva detto testualmente. Leggiamo, capitano, altrimenti sembra una valutazione. No, è forse il caso che la leggo. Allora, la leggiamo. Liliana, pronto? Patrizia, Stefano, dimmi, Patrizia, ma com'è sto modo che mi hai chiamato? Se non sono venuta vuol dire che qualcosa è successo. Liliana, a Patrizia mi fai una gentilezza? Domani mi racconti tutti i problemi tuoi, mo' un attimo da fare. Patrizia, ma io non ti racconto niente. Liliana, Patrizia, i problemi sono miei. Liliana, Patrizia, mo' c'ho da fare per favore, sto sulla scala, per favore Patrizia, non mi fa cascare dalla scala. Patrizia, non mi piace sto tono minaccioso. Liliana, e me lo dici domani in faccia se mi sono comportata io male con te, domani.
Patrizia, no. Liliana, vieni e me lo dici in faccia. Patrizia, tu non ti sei comportata male. Liliana, siccome io mi sono comportata male con te, e Patrizia, no, giusto Patrizia, no, questo no, dice Patrizia. Liliana, sì, e me lo stai a dire che mi sono comportata male con te, tu domani vieni qua. Patrizia, no, io ti ho detto, Patrizia, Liliana, e me lo dici, Patrizia, tu domani vieni, dice Liliana, tu domani vieni e mi dici che io mi sono comportata male con te, giusto Patrizia? No, dice Patrizia, ma io non lo posso dire questo. Liliana, è giusto, mica posso dire un'infamità. Brava, dice Liliana, io ti ho fatto 30 telefonate, su 30 telefonate non hai risposto ad una. Poi, diciamo, Patrizia dice, ma io sono andata a cucire, e Liliana dice, mi dici tutto domani, va bene? Patrizia, che vuoi fare? Me vuoi menare? Che ne so. Liliana, ma perché ti risulta che io ti ho mai menato? Patrizia, no, mai. Ti risulta che io ho mai menato a qualcuno? No, dice Patrizia. E allora, dice Patrizia, io ho sempre parlato bene di voi, ricordatelo. E lei Liliana dice, brava, ciao bella, e quindi poi chiudono la conversazione. Per quanto riguarda invece il mese di gennaio, sempre a metà mese, e siamo al 15 di gennaio, forse ho preso quella parziale. Liliana chiamava nuovamente Scano Patrizia. Intercettazione ultima, su questo La conversazione è la progressiva 16055, sempre del RIT 6885 2015. Questa conversazione è 16055. Prego, vada, tanto qui ci vuole un po'. Devo provare ad andare su l'elenco. No, vada. Questa conversazione, diciamo, da questa conversazione è molto evidente che la scadenza di questa consegna di denaro con cadenza mensile fosse a metà mese, perché Patrizia esordisce alla chiamata di Liliana, esordisce testualmente: a Stefà, a me già me lo derbucio del culo che non posso venire oggi che è 15 e devo aspettare lunedì. Mo non mi attacca pure te perché io non c'ho manchi i soldi della benzina. Stefà è sì brava che qui ognuno c'è cazzi sua. Se mi avessero dato i soldi sarei già venuta. Ci devo andare io e lunedì o martedì a prenderli. Qua ci stanno. Qui ci sono, ma non c'erano nella ricerca avanzata, non me li dava. Sempre molto significativa. Ci sono, confermano. Con la ricerca avanzata non li trovavo, invece andando proprio elenco, cioè, sì, ci sono. Sì, ci sono. Ok. Prego. Sempre più significativa è la telefonata del successivo 18 gennaio 2016, è la progressiva 16439 del RIT 6885 del 2015. Liliana richiama Patrizia per i toni usati nella conversazione precedente, quella che ho appena commentato. E in questa conversazione dice pure che Liliana aveva provato a rintracciare Patrizia a casa di quest'ultima, senza però rintracciarla. Testualmente, Liliana: allora, ma io ti dico una cosa e non te lo dico più. Non ti azzardare mai più a fare la coatta e la maleducata con me a telefono. Non ti azzardare mai più, perché io sono venuta a trovarti e non sono riuscita a trovarti. Non ti azzardare mai più a parlare con me al telefono in questo modo. Non ti permettere mai più.
non ti permettere, non sei mia madre, non sei né mia sorella e né c'ho un buffo io con te. Proseguendo, hai capito quello che ti ho detto, Patrizia? Sì, ho capito perfettamente. Ci vediamo domani pomeriggio, va bene? E poi Stefania la saluta. Sulla base di queste, evidenze, Scano Patrizia veniva invitata presso la polizia giudiziaria per essere sentita. L'invito era per le 16:30 del 28 aprile del 2016. Dal precedente 26 aprile 2016 erano state attivate intercettazioni sull'utenza di Scano. Il decreto di intercettazione è RIT 2524 del 2016. L'utenza è quella che abbiamo sempre indicato, ovvero la 346 97 60 622. L'invito a presentarsi è stato notificato alle 14:40 circa del 26 aprile del 2016 e dopo circa mezz'ora la Scano si portava in vicolo di Portafurba. Vi è traccia in una conversazione che lei sostiene, Scano Patrizia, alle 15:20 del 26 aprile del 2016 con Casamonica Lauretta, l'altra sorella di Luciano e Consiglio. In questa conversazione Lauretta chiede a Scano Patrizia, si capisce che comunque la Scano si dovrà incontrare con Lauretta. E quando Lauretta viene a sapere che la Scano si trova a Portafurba, dice ma come mai stai là? E la Scano dice perché non lo so, sono dovuta venire un attimo qua. Qualche poco prima Scano Patrizia. Il progressivo ce l'ha detto, capitano? Il progressivo, l'ho detto, il progressivo 21 del RIT 2524 del 2016, delle ore 15:20 del 26 aprile del 2016. Qualche minuto prima la Scano stava parlando di questo invito in caserma con una donna, una sua amica. E durante questa conversazione la donna, apprendendo che lei doveva andare dai carabinieri che gli avevano fatto l'invito, la donna dice: può darsi pure per quelli della droga, per i zingari. E Scano dice: ma che cazzo vogliono da me? Che ne so io? Ma che ne so quello che fanno loro? Ma lo fanno davanti a me? Ah, scema, ma questa è matta, che ne so io? Boh. Ma che ti risulta che io so che vendono la droga? Ti risulta a te? Ma che cazzo ne so quello che fanno loro? Io gli cucio le gonne e basta. Ma che cazzo me ne frega a me? Mi hanno rotto il cazzo, basta, non lo so, sono tanti, non lo so. 21. La Scano è stata ripresa sempre dalla telecamera di videosorveglianza. Capitano, scusi. Chiedo scusa a lei. E il 21, questo che ha menzionato adesso, è sempre il 21 o un altro Questa progressivo? è la progressiva 8, mi scusi. Ah, ecco, 8. Sì, ok. No, mi scusi. Dicevamo, la Scano, che come abbiamo detto era andata a Portafurba, è stata ripresa dalla
telecamera di videosorveglianza del ROS 40 numero 16. Lei è arrivata a bordo di una Fiat 600 bianca targata BL 377TH, che all'epoca era intestata a Scano Patrizia, è arrivata alle 15:12 circa, quindi mezz'ora dopo la notifica più o meno dell'invito, e poi è uscita alle successive 15:33. Ho due frame, una che è relativa all'ingresso della Fiat 600 di Scano Patrizia in vicolo di Portafurba alle ore 15:12 e una l'uscita alle successive ore 15:33. Fiat 600 bianca. È indicato l'orario nelle foto, capitano? Sì, sì. Ok, e anche su questo, Presidente, all'esito formulo la richiesta di produzione. Durante questa permanenza di Scano Patrizia in vicolo di Portafurba, sicuramente Scano Patrizia si sentiva e ne parlava con Casamonica Liliana. Da dove lo emerge? Emerge da una conversazione, faccio riferimento alla progressiva 167 del RIT 2524 del 2016, che intercorre tra Scano Patrizia e Casamonica Mirella. In questa conversazione, può indicare gli estremi? Progressiva 167 del RIT 2524 2016. Nel corso di questa conversazione Scano Patrizia parlava con Mirella e ipotizzava che lei era stata chiamata dai carabinieri per la questione perché Casamonica Liliana l'aveva indicata come testimone per i fatti che riguardavano Cerrioni Debora. È proprio in questa conversazione che ridimensiona Scano Patrizia, diciamo quello che aveva detto a Liliana relativamente alla sua posizione di testa oculare per la storia di Cerrioni Debora. Chiedo scusa, pubblico ministero. Leggiamola. Possiamo invitare? Ecco, sì, però dall'inizio, perché detta così è un po' fuorviante, diciamo. La leggiamo. Casamonica Mirella, che stai facendo? Patrizia, niente, sto cucendo, domani alle 4:30 devo andare dai carabinieri di Frascati per una testimonianza. Ora vediamo chi è che mi ha chiamato a testimoniare. Io non voglio che mi chiami nessuno perché non ho nulla a che fare con la legge, capito? Ecco, Mirella, ma sono zingari? Patrizia, ora domani vedi e che ne so, Mire? Lo chiede a me? Io non so niente. Prosegue un intermezzo, poi prosegue. Non lo so Mirella, io non so niente, io posso solo testimoniare quella di Stefania, la cognata, perché è vero che io, te lo giuro sui miei nipoti e i miei figli, io l'8 maggio dell'anno scorso ho portato un vestitone alla bambina che era il battesimo di Marianna. Sì, dice Mirella, Patrizia, sono salita su in casa, mi ha aperto lei, non è che mi ha aperto nessun altro, c'erano i bambini ed io le ho chiesto perché come mai lei era tornata lì e lei mi ha detto che le avevano staccato la luce all'infernetto. Stop, ciao, finita lì, questo è. Però lei ha detto che il nome mio non lo ha dato, allora chi altro è? Scusami. Allora loro, sarà loro, dice Mirella. Patrizia, lei ha detto che se lei ha dato il mio nome ti faccio vedere che cazzo le combino a Stefania, perché a me dei cazzi loro non me ne frega niente. Casamonica Mirella, ma tu l'hai chiamata Stefania? Patrizia, lei ha detto ieri, ci sono andata, che il nome mio non lo ha dato. Ora vediamo. Scano Patrizia
ha avuto contatti anche con altre persone di Casamonica, con altri appartenenti di Casamonica. Ci sono state varie conversazioni tra Scano Patrizia e Casamonica Luciano. L'ultima di queste conversazioni tra Luciano e Patrizia è avvenuta poco prima che la Patrizia, la Scano, si presentasse a Frascati. Faccio riferimento alla progressiva 979 del RIT 25-24-2016 delle ore 13:54 del 28 aprile del 2016. In questa telefonata Scano diceva a Luciano che aveva lasciato un foglio per lui a casa della mamma. Io penso di aver finito questa dovremmo iniziare quello relativo a Delorefice Domenico. Mi dica lei, Presidente. Ancora abbiamo un po' di tempo. Sì, se è possibile solo 5 minuti. Facciamo 5 minuti di pausa. Assolutamente sì. Grazie. Facciamo 5 minuti di pausa. Presidente, da Roma di Bibbia. Guardi, facciamo 5 minuti di pausa adesso, abbia pazienza, perché tutte le volte che diciamo pausa mi chiamate. Che c'è? Sì, Presidente, volevo chiederle che l'imputato Casamonica rinuncia parzialmente all'udienza per effettuare una videochiamata con la propria famiglia. Sì. Va bene. Poi qual è l'imputato? Allora, Casamonica Salvatore, va bene. da Roma di Bibbia. Va bene, grazie. Poi man mano che rientrerà in udienza lo faremo presente. Sì, certo, grazie. Perfetto. Io prendo un goccino d'acqua, guarda, sto morendo di sete. Possiamo riprendere? Sì, allora capitano, la vicenda relativa a Delorefice Domenico, capi FF e GG. Sì, allora, anche in questo caso ci sono dichiarazioni individualizzanti rese da Cerrioni Debora nel corso delle assunzioni di informazioni del 5 agosto del 2015. Domenico, infatti, sulla base di queste dichiarazioni, Domenico il cornettaro è stato compiutamente identificato in Delorefice Domenico, effettivamente lavorante presso una cornetteria in zona Appia, ovvero in via Eurialo numero 124. Via? Eurialo numero 124, la cornetteria l'insegna Cornetto Inn. Sul punto vi è un oggettivo riscontro perché c'è il GPS di Casamonica Guerrino che comunque raggiunge questa località, poi faremo riferimento a questa ambientale. Era sposato con una donna di nome Laura e aveva 2 figli ed aveva un'abitazione nei pressi di vicolo di Portafurba, di fronte al vicolo di Portafurba. Ora, dagli accertamenti effettivamente è emerso che l'ex moglie si chiama Rovazzi Laura, che aveva venduto un appartamento in data 3 maggio del 2007, un appartamento di proprietà in Roma, via Valle Rotonda numero 6. La via Valle Rotonda numero 6 effettivamente
è ubicato di fronte al vicolo di Porta Furba. Io avrei prodotto anche un estratto di Google Maps da dove si identifica la via di Valle Rotonda rispetto al vicolo di Porta Furba. Sì, anche su questo, capitano, deve mettere da parte tutte queste cose, Ce l'ho tutte prima di essa dobbiamo produrre. Anche su questo quindi si riserva la produzione. Questo immobile è stato venduto ai coniugi Ferzola Michele e Cassino Gaetana. Dell'orefice Domenico è comparso nel flusso delle intercettazioni attraverso l'utenza a lui intestata numero 338 96 41 013. Anche in questo caso sono emesse conversazioni per la definizione di incontri con cadenza pressoché mensile, conversazioni che sono avvenute sia con Casamonica Liliana, detta Stefania, sia con Casamonica Guerrino, detto Chicco. Sono stati anche intercettati contatti con Casamonica Consiglio, detto Simone, sempre per incontri che però in questo caso non è stato mai esplicitato il motivo di questi incontri. La prima conversazione utile è stata intercettata il 30 novembre del 2015 con Casamonica Liliana, all'epoca intercettata con il RIT 6885 del 2015. Durante questa telefonata dell'orefice chiedeva di poter differire un incontro chiedendo di avvisare anche la cognata Tolli Katia. Il RIT è, capitano? Progressiva 9470, RIT 6885 del 2015, delle ore 17:20 del 30 novembre 2015. Testualmente Domenico a Liliana, detta Stefania: senti, puoi passare lunedì prossimo invece di oggi? Va bene, dice Liliana. Domenico poi prosegue, dice: mi fai un favore grosso, ciao e grazie. Sì, ciao Domenico, dillo pure a Katia. Liliana: sì, va bene, ok, ciao, grazie. Da una conversazione del seguente 9 dicembre 2015 si aveva conferma che l'incontro era per del denaro. Infatti veniva fatto riferimento con questa conversazione che adesso indico. Il dell'orefice chiede a Stefania, a Liliana, detta Stefania, di poter posticipare un incontro con lei perché doveva far fronte ad altre spese. Testualmente: no, fa il favore Stefania, mi fai un favore, passa lunedì prossimo, lunedì che devo fare l'assicurazione alla moto. Questa conversazione è la progressiva 10.767 RIT 6885 2015 del 9 dicembre del 2015. Per il mese di gennaio invece interviene l'utenza, i contatti dell'orefice li ha Casamonica Guerrino, detto Chicco, il figlio di Tolli Katia e di Giuseppe, Casamonica Giuseppe. All'epoca Chicco era intercettato anche lui con il RIT 8693 del 2015. La progressiva a cui faccio riferimento, cioè la conversazione a cui faccio riferimento, è una conversazione del 4 gennaio del 2016, la progressiva è la 3666, in cui il dell'orefice
chiedeva di posticipare l'incontro a fine mese e diceva anche che avrebbe cercato testualmente, scusami a chi, mo a fine mese cerco de davve de più. Davve, uso il plurale. Darve. Davve. Davve. Ed effettivamente il 27 gennaio del 2016 De Lorefice contattava Casamonica Guerrino chiedendo di poterlo incontrare. Questa conversazione è la progressiva 7306 del RIT 8693-2015 e non 6885-2015. Ok. De Lorefice chiama Guerrino e dice: "Oh, passa un attimo qua, fammi il favore, puoi venire adesso?" Guerrino: "Sì." De Lorefice: ma c'è Rocky là con te?" "Sì." Vieni un attimo con Rocky." Rocky all'epoca viveva con Casamonica Liliana detta Stefania. L'incontro del 27 gennaio, concordato con questa conversazione, sicuramente è avvenuto perché poi dopo qualche giorno, e faccio riferimento al 30 gennaio del 2016, De Lorefice chiamava Guerrino e chiedeva se fosse tutto a posto anche per Stefania. Questa conversazione è la progressiva 7986 del RIT 8693-2015. Testualmente, da questa, diciamo, la parte che ci interessa a noi è dal tempo 20, dalle 20:33-29 secondi. De Lorefice: "Oh, a posto là, sì." Guerino: sì, a posto per me." Domenico: "Ok, no, ma dico, gliel'hai detto pure a Stefà?" Sì, a posto, tranquillo." Chiedo scusa, capitano, ma io non ho capito da dove ha ricavato che ci sia stato un incontro, cioè dalla domanda "è tutto a posto?" No, a posto per me, dice Guerrino. E poi De Lorefice dice: "Ok, ma dico, gliel'hai detto pure a Stefania? A Stefà?" Sì, a posto, tranquillo. Questa conversazione è a distanza di 3 giorni dalla conversazione precedente, cioè la 7306 del 27 gennaio, in cui De Lorefice dice a Chicco: "Passa un attimo qua, fammi il favore, puoi venire adesso?" E poi gli dice anche: "Vieni un attimo con Rocky." Quindi dopo 3 giorni dice: "A posto?" E lui dice, Domenico dice a Guerino: "A posto?" E Guerino dice: "A posto per me." Poi dice: "No, dico, ma gliel'hai detto pure a Stefania?" Sì, Quindi a lei posto, da tranquillo. questo ricava che questo incontro c'è No, io stato? adesso ho Va bene, no, ho per evidenziato capire le meglio, conversazioni. perché mi era sfuggito un passaggio. A distanza di un altro mese, stiamo al 29 febbraio del 2016, De Lorefice Domenico chiamava nuovamente Casamonica Guerrino. Faccio riferimento alla progressiva 13843 del RIT 8693 del 2015. A Guerino diceva che si sarebbero visti il lunedì sera seguente. Il lunedì sera seguente si intende il 7 marzo del 2016. Testualmente, prima di chiudere la conversazione, De Lorefice dice di avvisare anche quell'altra. La leggo. Guerino: "Oh, De Lorefice, oh, Guerino, oh, dom'è?" De Lorefice: "Ci vediamo lunedì sera, Chicco, capito?" Guerino: "Ok, dom'è?"
Dell'Orefice, ok, dillo pure a capito? Guerrino, dai, ok, ciao Domè. Dell'Orefice, diglielo quell'altra, capito? Guerrino, ok, dai, a posto, lunedì sera, ciao Domè, ciao. Relativamente alle conversazioni con Casamonica Consiglio, tra il 25 novembre del 2015 e il 4 dicembre del 2015 sono state intercettate conversazioni tra Dell'Orefice Domenico e Casamonica Consiglio. Queste conversazioni sono avvenute per definire un incontro di persona. Le conversazioni a cui faccio riferimento sono le progressive 1218, 1521, 1965, 2224, 2398, 2690, 2691, 2705, tutte del RIT 8046-2015, che è il RIT con cui all'epoca era intercettato il telefono di Casamonica Consiglio. Dell'Orefice Domenico è un altro come Scano Patrizia che è risultato molto interno alle dinamiche intrafamiliari di Casamonica. Il 17 febbraio del 2016 Dell'Orefice contattava Casamonica Guerrino per dirgli di raggiungerlo con urgenza. Faccio riferimento alla progressiva 11679 del RIT 8693 del 2015. Il motivo di questa urgenza da parte di Guerrino, da parte di Dell'Orefice di voler parlare con Guerrino, emergeva dal contenuto di una successiva conversazione ambientale a bordo dell'auto monitorata Mercedes classe A in uso a Casamonica Guerrino, con cui Guerrino raggiungeva Dell'Orefice. Questa è la progressiva 1234 del RIT delle ore 02 seguenti del 18 febbraio 2016 del RIT 8802-2015. È proprio con questa ambientale che il GPS traccia la sosta del veicolo proprio in via Origalo all'altezza del civico 124, dove si trova la cornetteria all'insegna Cornetto Inn. In questa conversazione ambientale Dell'Orefice riferiva di aver appreso del ferimento con arma da fuoco di una persona che indica con il nome di Ciprelli. E per questo motivo diceva testualmente: ora diventa un casino, però a quest'ora gli dico guarda, esci, vattene. E Guerrino condivideva dicendo: e per forza, dov'è? Possono andare. E poi da accertamenti eseguiti in questa conversazione testualmente Domenico: quando ce l'aveva tuo padre la causa con quello? Con quale? Dice Guerrino. Con Ciprelli, dice Domenico. Non lo so, ora lo chiedo a mia madre. E Domenico dice: gli hanno sparato a quello. E Guerrino dice: davvero? E Domenico dice: e ora sta là, l'hanno preso, sta all'ospedale. Guerrino dice: gli hanno sparato? Domenico: l'hanno sparato proprio ad ammazzarlo. Guerrino dice: ora glielo dico a mamma. Domenico dice: fammi sapere quando aveva la causa. E Guerrino dice: ok, dov'è? Domenico: ora diventa un casino, però a quest'ora gli dico guarda, esci, vattene. Guerrino dice: per forza, dov'è? Possono andare. E Domenico dice: e vedi, fammelo sapere però, Chicco.
Sì, domani passo e te lo dico, dai. Da accertamenti eseguiti è emerso che all'epoca dei fatti Casamonica Giuseppe era imputato nell'ambito del procedimento penale 10.533/2008 per usura ed estorsione perpetrata ai danni di tale Ciprelli Luigi tra il 27 febbraio 2007 e il 29/10 del 2007. Con sentenza pronunciata il 23 gennaio del 2017, Casamonica Giuseppe è stato poi assolto con la formula perché il fatto non sussiste. Sulla base di queste intercettazioni sono state avviate intercettazioni sull'utenza di dell'orefice, che però poi non emergevano, cioè non emergevano ulteriori sviluppi in merito a questa vicenda. Tuttavia, proseguendo temporalmente, il 29 aprile del 2016 dell'orefice veniva escusso dalla Polizia Giudiziaria. Prima dell'escussione venivano attivate intercettazioni sull'utenza del predetto attraverso il RIT 2526 del 2016. L'invito a presentarsi presso... Scusi, signor Presidente. Mi sente? Sì, da dove? Intervengo dalla CC di Rebibbia. Le volevo comunicare che l'imputato Casamonica Salvatore, che aveva rinunciato parzialmente alle 15:43, ha fatto rientro in saletta. Va bene, grazie. Prego. Quindi dicevamo, dell'orefice doveva essere sentito il 29 aprile del 2016. Avevamo attivato intercettazioni con il RIT 2526 2016. L'invito a comparire veniva notificato a dell'orefice nella tarda mattinata del 27 aprile del 2016. Il giorno seguente, il 28, in serata, dell'orefice provava a chiamare Casamonica Guerino, che però nella circostanza era irraggiungibile. Faccio riferimento alla progressiva 732 del RIT 2526 del 2016. A seguire chiamava Casamonica Liliana, progressiva 733 del RIT 2526 2016, e a Liliana chiedeva un incontro di persona. Testualmente, dopo che Liliana rispondeva al telefono, pronto, dell'orefice testualmente: "Oh, puoi passare un attimo? Ciao". Ci sono dei rumori incomprensibili. Stefania si sente che all'interno di una macchina la conversazione è interrotta, è parzialmente interrotta. Dell'orefice dice: "Pronto?" Liliana dice: "Mi senti? Pronto? Mi senti? Pronto? Puoi passare un attimo?" Conferma, ripete un'altra volta Domenico. Liliana: "Sì, dammi 20 minuti che arrivo." "Sì, sì, ciao ciao." Su questa vicenda abbiamo finito, capitano, giusto? Sì. Presidente, adesso dovremmo iniziare un capitolo, insomma, abbastanza E allora interrompiamo? Magari io ne approfitto, sì, Facciamola formalizzare le produzioni che sono state le richieste fatte. di produzione documentale, ne ho anche un'altra indicizzata, oltre a quelle, insomma, da Va documentazione. bene, allora liberiamo il capitano, ci vediamo, no? Perché se è un po' lunga è inutile intraprenderla. Sì, ci sono questi altri. Allora, ci riaggiorniamo con il capitano alla prossima udienza. Che è l'udienza del 4 giugno. 4 giugno sempre qui alle 9 all'Aula Rebibbia. D'accordo? Sì, Presidente. 4 giugno, sì, per la prosecuzione dell'esame. Vediamo un attimino però quelle che sono le produzioni del pubblico ministero, prima che il capitano vada via, dei documenti in corso d'esame. Allora, innanzitutto formalizziamo la produzione del pubblico ministero in relazione a documenti esaminati dal test nel corso dell'esame, a cominciare da 3 dichiarazioni di vendita rinvenute
durante la perquisizione presso l'abitazione di Casamonica Consiglio, a Portafurla, il 17 luglio del 2018. Su questo pubblico ministero le faccio una domanda che forse abbiamo agli atti il verbale di sequestro presso Casamonica Consiglio, adesso non ho... Presidente, bisogna vedere il GUP quando ha formato il fascicolo del se l'ha dibattimento, inserito o meno. Inserito. Va bene, lo verifichiamo e poi allora... Se non c'è, produciamo. E poi anche aveva esibito la busta paga di Migliarini Enrico e il codice fiscale sempre di Migliarini Enrico. Ok, poi quali erano gli altri documenti allora che vogliamo produrre? Sì, Presidente, ho la solita produzione indicizzata che illustro velocemente. Allora, la prima sono delle sentenze passate in giudicato di Reggio Calabria, GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria 23/2/2016, appello Corte d'Appello Reggio Calabria 6/2/2018, Cassazione, sesta sezione penale, definitiva a settembre 2019. Spiego la rilevanza di queste sentenze, riguardano il cosiddetto processo Portofranco, che è un'indagine della DDA di Reggio Calabria sul porto di Gioia Tauro. Perché a noi interessa produrre queste sentenze? Perché forniscono ulteriore riscontro all'attendibilità del collaboratore Fazzari Massimiliano, ma soprattutto forniscono un riscontro con riferimento al suo, del Fazzari, inserimento in contesti di 'ndrangheta. Perché? Perché, come ricorderete, Fazzari Massimiliano aveva riferito che sua cugina Fazzari Valentina era sposata con Pesce Francesco. Il capitano Loiacono, nel corso di una delle prime udienze in cui ha deposto, ha riferito che effettivamente Fazzari Massimiliano ha una cugina che si chiama Fazzari Valentina, che è sposata con Pesce Francesco, classe 88. Il capitano ha detto figlio di Pesce Rocco, che poi è il fratello dello storico boss Pesce Antonino, classe 53, e fratello gemello di Pesce Salvatore, classe 88. Questo Pesce Salvatore, classe 88, che quindi insomma è in qualche modo affine, è il fratello del marito della cugina di Fazzari, è stato condannato in via definitiva in questo processo per associazione mafiosa. Ed è importante anche perché è un processo sul porto di Gioia Tauro, che quindi conferma quello che per la verità nel distretto di Reggio Calabria è notorio, ma non fa mai male produrre sentenze nuove su questo punto, e cioè il controllo anche dei pesce sul porto di Gioia Tauro, con gli inevitabili riflessi che questo ha in tema di traffico di sostanze stupefacenti, visto che Fazzari aveva introdotto l'argomento relativo ai pesci, ai rapporti con i pesci, proprio, come ricorderete, in un tentativo di acquisto di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti, di cui aveva anche parlato con Pesce Francesco, fratello di questo Pesce Salvatore. È evidente che si tratta di un riscontro in qualche modo alle dichiarazioni del Fazzari, e quindi chiedo l'acquisizione anche di queste sentenze passate in giudicato. Spero di averne spiegato esaustivamente la rilevanza. Poi, Presidente, per scrupolo, perché io non lo trovo, magari non li trovo io, vorrei produrre, come ci sono diverse persone in questo procedimento che sono imputate per favoreggiamento aggravato ex 416 bis.1, perché hanno reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria quando sono state sentite a SIT. Ci sono Di Bartolomeo Cataldo e Di Bartolomeo Luca, di cui abbiamo parlato oggi, Coppola Simone, di cui abbiamo parlato oggi, Dell'Orefice Domenico, di cui abbiamo parlato oggi, Proietti Lucia, che è una vicenda connessa alla vicenda Sanità Ernesto, le cui dichiarazioni abbiamo acquisito ex 512. Ovviamente questi verbali sono corpo del reato, io non li ho trovati nel fascicolo del dibattimento, forse non li ho trovati io, comunque per scrupolo li vorrei produrre.
Poi, come quindi 234, i verbali delle SIT oggetto di contestato favoreggiamento sostanzialmente. Sì. Ovviamente questa è una richiesta ex 431 lettera H, cioè sono atti che devono stare nel fascicolo del dibattimento perché sono corpo del reato. Poi invece come 234 vorremmo produrre, per quanto riguarda la vicenda di cui ai capi OO e PP, che è una vicenda di cui parleremo nel corso della prossima udienza e che riguarda l'intestazione fittizia di una Smart, noi vorremmo produrre la documentazione trasmessa dall'ACI relativa a questa autovettura, la copia del contratto di noleggio fra la società che avrebbe noleggiato questa autovettura e Casamonica Antonietta, e visto che in questo processo sono stati processati con rito abbreviato di Guglielmo Angelo, Condorelli Cristian, mentre in questo processo è imputato di Guglielmo Angelo, noi come dato documentale vorremmo produrre l'ordinanza con la quale di Guglielmo, il Condorelli e altre persone qualche anno fa sono stati destinatari di misura cautelare per un reato di associazione a delinquere finalizzato a commettere reati in qualche modo che riguardano il mondo delle intestazioni delle autovetture. Poi per quanto riguarda il capo KK, cioè la tentata estorsione ai danni dei Boni Lauri, vorremmo produrre la documentazione trasmessa dalla casa circondariale di Roma Re Bibbia relativa alle minacce che ha subito Boni Lauri e Alessandro il giorno in cui sono stati tutti arrestati e portati a Re Bibbia. Questo spiego, Presidente, la rilevanza di questa produzione. Il delitto di cui al capo KK nasce dalle dichiarazioni rese da Boni Lauri e Alessandro nel corso degli interrogatori di garanzia, che hanno poi avuto tanti riscontri. Uno dei riscontri è questo, perché il Boni Lauri era molto preoccupato in occasione di quegli interrogatori di garanzia perché nella mattinata dello stesso giorno aveva ricevuto minacce in carcere. Noi produciamo la documentazione trasmessa dalla casa circondariale di Roma Re Bibbia il 18 luglio del 2018 che riguarda proprio questa vicenda e fra l'altro è una richiesta di trasferimento di tutti i detenuti proprio per questa vicenda. Poi vorrei produrre il verbale di inizio della sorveglianza speciale notificato a Casamonica Giuseppe in data 15 febbraio 2018, ovviamente questo ci serve perché poi per dimostrare la sussistenza dell'aggravante contestata a Casamonica Giuseppe per diversi delitti, cioè quello di aver commesso del reato mentre era sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Poi per il capo NN potremo produrre il contratto di compravendita dell'immobile sito in Roma, la via Pietro Rosano numero 51, stipulato in data 1 febbraio 2008 tra Carpentieri Marco e Spada Gentilina. Questo è l'immobile oggetto del reato di cui ha il capo NN. E poi c'è documentazione varia relativa ai capi LL e MM che riguardano Spada Domenico e tutta la vicenda della palestra, quindi c'è il contratto preliminare, la modifica della cessione del preliminare, il contratto di locazione dell'immobile e tutta documentazione rilevante per dimostrare la sussistenza di quel reato. Le sentenze e l'ordinanza sono su supporto informatico, il resto è su cartaceo. Di tutto questo noi chiediamo l'acquisizione. E per quanto riguarda invece i documenti? Sì, tutti i documenti esibiti, come avevo già preannunciato nel corso della discussione del test, tutti i documenti analizzati dal capitano e di cui di volta in volta avevamo anticipato che ne avremmo chiesto l'acquisizione a termine della deposizione, ne chiediamo l'acquisizione oggi, però ovviamente quelli non sono indicizzati, dovreste... Va bene, vediamo adesso se possiamo verbalizzare.